Che cazzo ha mai dato fuoco a una chitarra sul palco? Ah, beh, Lo faccio io. No, No, ha mai fatto qualcuno prima di lui, no? Non penso, probabile. non penso. Probabile. Sai, qualche cena qualcuno un po' di Qualche cazzo. spuntino. Qualche spuntino all'onda. E lui ha detto, ma sai che lo faccio sul palco? Com'è? Tutto bene, tu? Bene, no. E qua li voglio segnalare dove c'è la pietra, ma non l'ho vista, ragazzi. Beh, La ciccio. aspettando. Stava piovendo molto anche qua. Ma non bagniamo, però dava fastidio, capito? Since I can't read music and everything, I find out that I do the best when I just listen for where I'm trying to go with it and where it can go, and not try to rush it, not try to make up things as I'm going necessarily. Just let them come out. Then I'm a lot better off. If I start trying to pay attention to where I am on the neck and this is the proper way to do this or that, then I end up thinking that thing through, and instead of playing from my heart, I play from my mind, and that's where I find that I get in trouble. If I just go with what's in my heart and let it come out, then I'm okay. Sardinia Music Podcast, quinta puntata con Giuseppe Spano, Alain Pattittoni, Gianmarco Masala, Abbadu Alvure. Benvenuti al pubblico. Cincilla. Salute, che è la cosa più importante. Salute. Guardiamoci negli occhi, che è Guardiamoci altrettanto negli occhi. importante. Esatto. Eccoci qui, prima puntata autunnale. E Giuseppe, finalmente, prima domanda te la facciamo a bruciapelo. Così, senza stare troppo. Ed è, Mette il tatuaggio. cos'è l'ultimo brano che hai ascoltato, che ti ricordi? I Radiohead. Ah, Sì. e Che cosa? E che cosa? L'album OK Computer. Ah, Sì. Ah, il disco. Sì, sì. come Poi- mai? Come mai? Un po' in shuffle, un po' comunque il disco, sì. Ma te era capitato o l'hai messo perché ti No, andava? l'ho messo di proposito perché in questo periodo mi piacciono particolarmente da sempre, però in questo periodo penso che ci stiano, nel senso invernale, non so, che mi piace tanto. Quindi sei molto Quindi, mood-based, sì. diciamo, con la tua... Sì, baso un ascolti. po' gli ascolti anche con le stagioni, Giustamente, diciamo, no? Quindi Tom non York, ho diciamo delle regole fisse, però vario in questo senso qua, sì. appassionato di Tom York. Sì, anche. Sì, sì. A voi piace Tom York? Io non li ho mai seguiti, devo essere sincero. Neanche io, non posso dire Non nulla ho su voglia questo. di Insomma, capitolo. sì, Io Radiohead, sì. Tra mai l'altro stanno cagato. facendo il tour adesso. Sì, sì, sì. Ci saresti andato volendo? Sì, mi sarebbe piaciuto, sì, assolutamente. Poi ho visto anche il palco dai video che era Che a Bologna, hanno fatto tutto a Bologna, mi veramente pare, no? devastante, quindi mi sarebbe piaciuto. E da quale album mi consiglieresti di iniziare? Scusa se mi Vai, intrometto, ma che scherzi. Se dovessi iniziare ad A ascoltarli, noi da quale profani dei album Radiohead. inizierei? Da OK Computer. Lui. Ok, Computer, insomma, buon Ce inizio. l'ho anche in per- vinile, Ah, quindi è bello. un ascolto abbastanza reale, senza Sì, sì. troppi compromessi. E da quando ascolti Radiohead? Da piccolo? Cioè, da piccolo, adolescente, diciamo? No, relativamente da poco. Ah, Sì. Avevo sì, qualche disco ce l'ho anche in copia fisica, CD. CD, sì. E vinile te lo sei comprato tu? Il vinile l'ho comprato io qualche mese fa. Fresco, Mi piace. Eh sì, per i dischi importanti, sì. quelli che Certo, dici, no, certo. qua ci vuole Sì, il sì. vinile. Poi tu, c'è anche una bella tradizione mo, che viene Natale, che con altre due Sì, persone, ci scambiamo i vinili. che è una bellissima sì, cosa secondo sì. me. Loro quando si fanno i regali si Sì. scambiano un regalo come vinile Sì. praticamente. Che bello. È Quindi iniziato c'hanno proprio- da quanti anni? Cioè, comunque, tanti anni. da parecchio, no? 7-8 anni. Tu, Miali Pinna e Sì. Antonio De Muro, no? Con E Tonino, Antonio poi era- siamo meno costanti, però con Miali miei Pinna Michele è sempre. proprio una tradizione.
Quindi consolidato da un bel anni, consiglio alla fine, sì, vedo, sì. iniziare una tradizione del genere, scambiarsi i vinili No, ogni bello. anno per Natale, non sai mai che regalare, invece regali un Sì. vinile e ogni volta poi accumuli, scopri nuove robe. Più che altro adesso sta diventando complicato perché dopo tanti anni comunque io non so più quali ho regalato. Perdi il Scambiatevi conto. la lista. Sì, dobbiamo fare una lista e via. Vedi che avvivo il fumo intanto. Invece un'altra Io devo domanda dire, è un ricordo, il primo ricordo che ti viene legato alla musica. Primo ricordo? Il primo, quello che ti viene in mente. Cioè se tu pensi alla cosa più antica che hai insieme alla musica, che cosa ti viene in mente? Beh, sicuramente quello di mio padre e mio zio che suonavano, quindi andavo spesso a sentire le loro prove. che tu sei E, figlio d'arte, quindi e i figli diciamo. d'arte suonavano, sì. Vabbè, c'era la musica in famiglia Sì, comunque. sì, sì, suonavano e mio padre era un insegnante di musica. Ah, insegnante. Sì, sì, Allora sì. e quindi, Figlio d'arte. vabbè. Si può dire, dai. E quindi mi portavano spesso alle prove, poi suonavano spesso nelle feste, nei matrimoni, quindi insomma, avevo piacere di sentirli e ho un bel ricordo sicuramente. Quindi è quello il primo, diciamo. Sì, che mi lega alla musica, sì. Da Sì, quanti sì, anni sì. hai iniziato? Ero molto piccolo, sì. Piccolo, piccolo, no? Asilo elementare. Sì. Chitarra sempre, sì. Il primo strumento è stato quello. Sì, sì, sì. Mio padre suonava le tastiere e il pianoforte, quindi forse il primo approccio è stato con quello. Ah, ok. Poi però mio zio mi ha dirotto Verso la sulla chitarra. cattiva strada della chitarra elettrica. Verso il power chord. E come l'hanno vista questa cosa? E Se quindi- ti stai affumicando dillo, che tanto No, no, in realtà Natura. nessun tipo di stress o di... Cioè non saranno di vista come forzato. competizione. No, Tuo no, babbo non no, ha detto no. cazzo io No, niente. volevo il figlio che continuasse la tradizione No. tastierista. Niente, niente. L'importante era comunque divertirsi Beh, e avere il piacere di... io anzi, a maggior ragione, dici, c'è un figlio con cui posso gemmare. Io uno strumento, lui un altro, mezzo sì. piano, anzi, così ci Quello è facciamo vero, quello è vero, quello è le vero. Che suonatine. oltretutto hanno suonato anche con... Hai capito? Quello volevo sì. dire. Noi qui ci intrecciamo, le nostre vite sì. si intrecciano. Adesso scoprirete una cosa. raccontate, in che senso? Perché, vabbè, puoi dirla tu. No, no, dilla No, tu, vai, dilla dai, tu. metà e metà. Perché da giovani comunque mio padre e mio zio hanno avuto la fortuna di suonare con sua mamma. E viceversa. Ah, Cioè, sì. fortuna anche di Quindi- mamma. Cioè, che c'era questa collaborazione. Sì, 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 sì. Bello. E quindi Io infatti mi ricordo. ho anche qualche foto. Sì, Io ho sì, questo sì. ricordo possibile Sì. al Belvedere Sì, sì. di qualche serata. Ma ti parlo di Noi eravamo molto piccoli. però. 6-7 anni. Sì, sì. Che incrocio, ragazzi, Sì, attenzione. sì, sì. Ah, cosa abbiamo? Ah, Sì, che sì, chicca. C'era anche un super gruppo che Sì. fecero, mio padre non c'era mio zio, sì, sì. E insomma, dai, erano i musicisti della zona, Sì. dell'epoca, sì. Ma avevano un progetto insieme, quindi. Hanno avuto vari progetti, Vari progetti. sì, e uno era abbastanza importante, dai. Ah, Sì. Erano i Colors praticamente. sì. Sì, già sentiti io, nonostante... Quindi- Non quelli di Non di adesso, quelli con la non i K, The Colors. non i The Colors con la I K. Colors, original from Olbia. Che c'era Tony Marino, Giovanni Sì. Crasta e Sì, via sì, dicendo. sì. Esatto. Anni? 90. 90. No, in realtà inizio 2000. Fine 90 inizio sì. 2000. Ok, ok. Noi eravamo molto piccoli, per Sì. cui sì. Sì, sì. Erano i tempi. I tempi d'oro. Oh, qui, come al solito, un po' di salsiccia, potete già cominciare a mangiarla, visto che... Perfetto. Possiamo anche stappare un pezzo di Grazie. pane? Ah, sì, scusate, sì, fate come volete. Ma sì, esatto. Poi abbiamo il formaggio, questa salsiccia al mirto, Al mirto. aromatizzata al mirto, sì. Wow. Non è carne sintetica al mirto, carne coltivata dal Il mirto. mirto compressato e insaccato, tipo no. Poi qui abbiamo vino Giovantino di Berchida, che comunque, non so se l'ho detto, siamo a Badu Albure. Stessa puntata, stessa location in cui abbiamo fatto la puntata con Antonello Sebbio Ratol, zona diversa. E che cosa ci dici, Peppe? Com'è questa... Raccontaci un po' la tua crescita dal punto di vista musicale a Berchidda, quelli che sono stati secondo te degli step magari, scuole medie, adolescenza,
hai sempre avuto la musica intorno a te e in paese, a Berchida, com'era la situazione quando eri piccolo? È sicuramente ricca di musica, nel senso che a Berkida c'è sempre stato il tema in jazz, quindi mio padre era molto appassionato, mi portava a tutti i concerti, ovviamente anche quando suonavano loro andavo sempre, eh, alle prove come abbiamo già detto, e poi alle scuole elementari ehm, c'era Antonio Meloni che ci fece da maestro, quindi già abbastanza piccoli. Comunque abbiamo suonato i primi brani tutti assieme, i primi saggi, Già elementare. quindi sì, facevamo... Musica d'insieme? O comunque era un Sì, facevamo delle approccio ore comunque con che guidava Antonio strumenti? che ci faceva suonare la chitarra, chi il flauto, c'era chi cantava, comunque facevamo dei brani, e delle esibizioni, io mi ricordo anche giù all'anfiteatro delle case Ah, popolari, eccetera, eccetera. Poi alle scuole medie abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Calvia, che è stato un grande insegnante, nel senso che non vedevamo l'ora di fare musica esatto, si perché vede. comunque era molto appassionato, era musicista e ci ha trasmesso, insomma, tanta passione, tanta voglia di fare musica, sì. Sì, lui è stato davvero secondo me molto importante per Sì, le sì, 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 generazioni a perché Berchida. faceva suonare Solo chitarra, Berchida, forse tastiera. Non so se ha insegnato anche, anche... anche Eh, nel circondario, in Logudoro in generale, forse insegnava, perché non mi è nuovo il nome. Ma tu non so. l'avevi Mm, conosciuto, no? No, no. professor Calvia. Sì, era di Lui era Berchida, di Berchida, sì. insegnava Sì, a sì. Berchida, probabilmente aveva anche qualche ore, ma ne so, a qualche scuola media di Non, Oschiri, io non lo non ti so, so dire, non non ti lo so so dire. neanche io, No, però no, no. per quanto era bravo e quanto faceva Sì, sì, appassionare i sì. ragazzi era incredibile. Lui Infatti quelli Media della comunque. nostra generazione un po' quasi, sì, 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 suonicchiano sì. tutti, là. Cioè... Come diceva anche l'altro giorno Maurizio. Forse te ne ha Sì, parlato vero. lui, Eh te ne ha sì. parlato Sì, lui. sì, sì. Beh, lui ti faceva suonare, cioè tu entravi in classe, anche se non c'avevi voglia, non c'avevi lo Sì, sì, sì. strumento, tu suonavi, anche se era la sedia, volevi suonare la sedia, ti insegnava a suonare la sedia, Certo. non volevi suonare il flauto, suonavi qualcos'altro, ma tu devi suonare, devi cantare. No, no, era veramente bello. L'ora di musica era eccezionale, cioè, nel senso che era fatto da un professionista che aveva tanta passione, la trasmetteva a tutti noi. E poi successivamente Scuole superiori. scuole superiori, quindi i primi gruppi, saletta. Il primo gruppo, Il eh, primo gruppo in assoluto erano i The Streets, i The Streets, con Jacopo Jacopo Calvia, Calvia, Riccardo, Riccardo Soddu Michele e Pinna, Michele Pinna. eh, Genere? genere rock, blues, Ok. sì. Ok. Facevamo tante cover dei Doors, Mhm. perché appunto c'era Jacopo che c'aveva Sì. Beh, la devi sfruttare il tastiera, tastierista. Come avete poi si deciso? sbucciava anche i bassi, ovviamente. Beh, giustamente. Gli è Perché rimasta sta Perché non cosa. c'era, non c'era nessuno a fare il bassista. No. No, è tipica arrivato il gatto. formazione. È arrivato il Sì. Gigio, è È arrivato. arrivato G. Che palle Gigio, cazzo. Vabbè, dai, Boh, lo arriverà il gatto di integriremo. campagna, il gatto di Badualvore, perché in Sardegna noi ci abbiamo questi elementi. Ah. Ma è bellissimo. Sì. Secondo me non si sente neanche, però se si avvicinano sappiate che potrebbe arrivare un gatto insistente. Insistente, soprattutto vedendo il cibo, mo gli diamo da mangiare fra poco. Comunque, Esatto. tornando al discorso prima che Gigio ci interrompa. Sì, questa è la prima Ecco. formazione in assoluto, diciamo. E scusa, no, volevo chiederti, Mhm. quindi l'influenza erano di Jacopo, dei The Doors, e tu invece che influenze Sì, c'avevi in quel gruppo? di Eric Clapton, dei Cream, Jimi Hendrix, insomma era tutto un mix che, Cosa stiamo dicendo? che A ci legava tutti e tre, tutti e 15 anni quattro. tipo? Sì, Sì, prime... eravamo in terza, io in terza media, quindi Ah, tu e prima, dai. 14-15 anni, sì. Vi siete sciolti poi con i The Streets Sì, poi abbiamo fatto qualche serata dal Jolly Caffè da da Gianmartino. Gianmartino. Anzi, proprio la prima in assoluto Da da Gianmartino? Gianmartino. Ah, vabbè, Sì, lui sì, spingeva tantissimo, che soprattutto era a quei tempi. Gianmartino vecchio, no? Gianmartino Vecchio, Dentro o fuori, nella piazza? dentro, Ah, era dentro. una serata invernale e Beh, poi ci aveva fatto suonare 2 giorni di fila, mi ricordo. Non so, era un weekend Oh,
un ponte forse c'era, qualcosa del genere, ci faccio suonare Doppio show. doppio show. Proprio Pagati, sì, 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 pensa, sì, vedi. Che sì. comunque per E allora... Tanti poi so il che- secondo come giorno detto. venne pure Paolo Fresi A vedere. perché non so, c'era una manifestazione del Team Jazz, concomitanza invernale, quelle che facevano qualche evento invernale. Ricordiamo per chi non lo Eh, sapesse, Paolo sì. Fresia di Berkid. Sì, Certo. sì, sì. Appena suonato da Ornella, E ovviamente. niente, si fece qualche brano assieme, una jam così, insomma, è stato molto divertente, sì. Quindi dopo gli Sì. The Streets, l'altro gruppo, cosa c'è stato dopo gli Streets? Ho suonato con Antonio Meloni e Luciano, negli Abba Nera, che poi sono diventati Varco Zero. Ah, ok, attualmente ancora Sì. in attivo. Attualizzato. C'era Riccardo alla batteria, Antonio De Muro che suonava chitarra acustica all'epoca. Eh, Un po' di tempo poi fa. c'era Marcello Pianezzi al basso. Ah, Vabbè, Mariano, Antonio, tutti e tre i fratelli sì, sì, tutti i erano. fratelli. Quindi Mariano alle tastiere, Antonio Meloni che si switchava tra tastiere e tromba e Luciano alla voce. Però tu eri ancora piccolo, no? Sì, 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 eravamo molto giovani, Tipo? piccoli, 15 anni, 16 anni, sì. Che è stata la prima esperienza con musicisti un po' più Sì, seri. sì, sì, Vabbè, sì. abbiamo fatto tante serate assieme, tanti bei concerti, suonato nelle feste di piazza. Poi c'è stato anche il primo disco loro, dove avevo registrato le chitarre, e poi insomma siamo divisi per altre Vabbè, poi fini il liceo, no? Cioè, avventure, sì. stavi ancora al liceo mentre suonavi con loro? No, anche dopo. Sì, Anche sì, sì, dopo, sì, ok, sì, vabbè, anche2016. successivamente, sì, sì. Però poi sei partito tu per andare a studiare Sì, fuori. E sei sì. andato a Firenze, no? Sì, alla Lizard di Fiesole e niente E lì lì. com'era questo trasferimento dalla No, molto Sardegna? bello perché è stata un'esperienza interessante perché c'era il college Mm. e quindi si viveva tutti insieme, ovviamente si studiava tanto e ognuno aveva i propri corsi, quindi c'era batteria, canto, chitarra, eccetera, eccetera, però il college era formato da 18 persone che vivevano sostanzialmente tutte nella stessa casa. Minchia. Ed è stato bello, un'esperienza di crescita e di confronto anche con altri musicisti Zona diversa. che non erano magari Sì, sardi. sì. Come entravi alla Quindi Lizard? Esame, ammissione? sì, c'era un esamino da fare. C'era E il poi numero chiuso? in base alla tua preparazione stabilivano in quale corso metterti. Non Quanto era- durava il corso? Il corso dura 4 anni sostanzialmente, sono 4 livelli, Sì, primo, secondo, terzo, quarto livello, e sostanzialmente sono andato a fare 3-4 anni, dai, dovresti sì, sì, riuscire un a, quarto di master. a Sì, terminarlo, sì. sì. Più o meno come tutte le scuole private, L'accademia le è così, accademie sì. private, sì. Sì, e se non è AFAM, dici, è un'accademia... Sì. Non hai non è AFAM quel corso che hai No, fatto no, tu, no, vero? no. Sarebbe No, alta formazione artistica musicale. ha un riconoscimento da parte del MIUR, eccetera, eccetera, però non è, Mm. è È equipollente, differente. non è equipollente Mm. al titolo di conservatorio. Sì, 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 sì. Però le skill te le lascia. Sì. No, è sicuramente un ottimo corso. Poi Più, conosci, no, altri più che altro io musicisti. l'ho scelto perché si facevano i generi che piacevano a me, quindi Esatto. non sono stato lì a guardare troppo aspetti di titoli o Sì. ma più al genere che qua si faceva, avevi la possibilità di studiare musica classica o jazz, lì invece si faceva il corso di rock blues e quindi Mhm. era più appetibile. Certo. E Fa molta più fretta. col senno di poi questa scelta la confermi a te stesso, diciamo, oppure No, avresti col senno di preferito poi, crescendo, diciamo che forse molto probabilmente avrei scelto il conservatorio. conservatorio, Mm, jazz o comunque... Jazz, ma adesso c'è anche il popular music, Sì, Sì, sì. che sarebbe una Il pop figata, adesso, sì. sì. All'epoca stavano nascendo, non c'erano ancora, non Noi c'era siamo, ancora questa possibilità, ecco. noi siamo erano gli anni generazioni di sfigati mezzo. quelli. Eh, Perché dopo ha infatti preso sì, tutta una forma un sì, po' sì, più sì. comprensibile. È vero. Tipo, Quindi liceo musicale per voi pure era troppo presto, no? sì, era troppo Sì, presto, sì. beh. Magari ci fosse stato il liceo musicale Magari. quando c'eravamo noi
15 anni, guarda, Ma in veramente. realtà Però cioè, vabbè, col senno di poi solamente per il fatto di avere insomma una sicurezza e quello contava molto per me. Mhm. Però vabbè, è stata una bellissima esperienza. beh, ma cioè, oltre che formativa, esperienza di vita, uscire Sì, a sì, sì, più Firenze. che altro perché comunque Esatto. appunto si viveva tutti insieme, dovevi rispettare dei codici insomma non scritti all'interno del college, ti devi un po' adattare, è stato formativo in tutti i Eccolo. sensi, dai, sì. Piccolino. Poi ovviamente ho avuto anche la fortuna di avere la possibilità di accedere a questa accademia qua, che comunque Ma curiosità, sono dispendiose. Eh Infatti. sì, certo. Anche quello è un discorso, sì, da curiosità, fare. perché voglio capire un po' la differenza tra una scuola di questo tipo e il conservatorio. Sì, Cioè, mediamente, quante ore di chitarra facevi in una settimana? in una settimana noi facevamo, allora, la lezione di strumento era, io facevo 80 minuti o 90, boh, una roba del genere, Ok? comunque più di un'ora ogni 2 settimane col mio insegnante proprio del corso. Ok. Poi c'era la lezione di improvvisazione, che era una volta a settimana, e quella però era una lezione collettiva. Collettiva. E poi c'era musica d'insieme, che era sempre collettiva ovviamente, e poi c'era il corso di arrangiamento che comunque era un mix era condensato insomma era un mix di tutte le discipline condensate su quella che era la musica più moderna, quindi ti insegnavano un po' No, sai ad perché ti ho fatto arrangiare i questa brani, eccetera, domanda? eccetera. Sì. Perché volevo capire come fosse organizzato dal punto di vista dell'orario e della Mhm. quantità di ore che fai Sì, E invece non è troppo, non è differente, Dal perché anche al conservatorio. conservatorio le ore di suonare si strumento non suonava sono tanto, tante. sì, sì. Mm. Nel senso, al conservatorio Ah, sono 27 ore di strumento in un anno, non sono tantissime. Settimanale questo quanto Più o dici? meno anche tu, da quello che mi stai sì, dicendo, è quel tanto, eh. sì, non so come siano organizzati lì al conservatorio, però mi ricordo che suonavamo abbastanza. Ma Nel anche senso, perché tra penso, una cioè, cosa e l'altra comunque suonavi tanto. No, è Sì. che io faccio il paragone con un percorso classico, no? Ah, Dove tu ogni settimana fai la tua ora di lezione perché comunque devi sviluppare un certo livello tecnico. sì. Vabbè, un dettaglio. No, no, però comunque il secondo anno forse avevo implementato e chiesto ora che mi ricordo, di fare anche lezione, perché la lezione di strumento prevista era ogni 2 settimane. mm, ok. Però poi c'era un insegnante che mi piaceva particolarmente, quindi Ok. facevo lezioni ogni settimana anche con quest'altro, ecco. Quindi in realtà il secondo anno avevo implementato un pochettino, ora che ci fai pensare. Sì, 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 Volevo sì. capire questo aspetto. Sì, Sì. sì. Ma scusate un attimo, io mi sto distraendo perché c'è Gigio che sta rompendo davvero le palle. Poi abbiamo Gigio, cazzo! Te pare che c'è, mi vede benissimo. Ci vede benissimo. Allora, metto un po', Già, sperando che non certo. faccia troppo fumo adesso. Spicci Ginzosu, al massimo. Altro che c'è. Allora, il pecorino l'avete assaggiato? Ottimo. Ok, mi sono perso un po' nei discorsi. Si è attaccato, guarda, oh ecco, potevamo fare così. Col coltello. Col non è coltello. Tipo allora Zac. Cazzo, non ci avevo Non è proprio pensato. safe, diciamo, come Però razza. comunque uno che parla così, tu che ne pensi? Dove eravamo arrivati? No, stiamo Se parlando intervisti con quello ti daranno sempre ragione. Ah, quello sì. sicuramente. Stiamo parlando delle differenze conservatorio-accademia. Per capire un po'. Che comunque io pensavo, cioè, io pure ho vissuto l'esperienza dell'accademia privata, però stavo pensando, effettivamente, sì. a esserci, io facevo una lezione a settimana di strumento, però comunque le cose che mi lasciava il maestro, comunque, la settimana lì manco mi basta, cioè nel senso,
certo. Se avessi fatto più lezioni di strumento, io non sapevo dove mettere il tempo per, capito, per fare gli Per esercizi. metabolizzare tutto. E per perché metabolizzare, comunque, cioè, serve sì, un po' sì. di tempo fisiologico comunque Certo. per assorbire memoria motoria, memoria muscolare, no? Insomma, poi specialmente, poi vabbè, nel caso della batteria che è molto fisico, ma in tutti gli strumenti. Certo. Ecco, secondo me hanno cercato negli ultimi anni di creare un percorso che ti desse la possibilità di comprendere la musica, Mm-mm. specializzarti un po' nel tuo strumento, avere un'infarinatura di tutto. Però è chiaro che se io lo paragono a chi ha fatto un percorso classico, secondo me il livello tecnico non è neanche lontanamente paragonabile. Sì. Il Forse, livello tecnico sì, sì, del sì, conservatorio è più alto No, anche rispetto a... dello strumentista stesso che ha fatto il percorso classico, da un punto di vista tecnico del controllo dello strumento, Certo. non lo puoi paragonare Anche a... come lettura, come... cioè, Per me è tutto. Poi magari Beh, mancano certe skills quando fai solo classico, eh. stiamo parlando di chitarra ovviamente. No, vabbè, parlo di in qualsiasi... generale. No, Allora, nel caso della batteria, per esempio, essendo uno strumento molto recente, è di manco 100 anni c'ha, Mhm. praticamente il percorso classico è quello jazz, altrimenti ti trovi a fare timpani da orchestra, che è proprio un altro strumento. Beh, in realtà, sì. aspetta. Poi Perché in c'è realtà la questione delle xilofono, percussioni vibrafono, è, e esatto, sono percussioni. è bello ampio, Percussioni. Però se vuoi fare un percorso di batteria, di solito appunto i batteri Jazz pop. Jazz, esatto. No? Per forza. Adesso ho visto che Che ci sono i comunque- percorsi pop anche nel Che conservatorio. comunque dal punto di vista del controllo tecnico non puoi paragonare per me a un percorso classico. Per me, io la vedo così. Sì, poi esatto, lo xilofonista, timpanista, cioè c'è un controllo incredibile, cioè esatto. Quello lì, la tecnica delle mani è perfetta. Esatto, io Sì, mi sì, riferisco a quello. Diciamo che poi da una base che ti dà qualsiasi tipo di scuola uno può anche approfondire altre cose. certo. No, più che altro la cosa che dicevamo prima, ti ricordi che comunque la preparazione che prendi nelle scuole non è mica male, però il problema è che appena finisci Sì. non hai un titolo che puoi spendere concretamente Sì, sì, rispetto a chi ha fatto il conservatorio. No. Però a cosa serve davvero quella cosa nella tua esperienza? A parte tipo l'insegnamento, per esempio. Però è un'alternativa che Ok. puoi avere Per campare torna comoda. anche. Certo, nel certo. senso. Ma al di fuori dell'insegnamento, secondo voi cioè il pezzo di carta davvero a cosa serve? Il pezzo di carta è semplicemente una tua soddisfazione, nel senso Ok. che Un traguardo che ti un dice a traguardo testa quello che hai fatto. importante, però attesta insomma le competenze che hai sviluppato in Chiaro. tutto quel corso. E che stai parlando proprio di questo, del Eh. fatto che tu comunque hai la concezione, la comprensione di cosa vuol dire avere un qualcosa. Quindi tu puoi scegliere di andare da quello perché ha quelle cose. Invece, Certo. secondo me, il problema di avere il titolo, no? È il fatto che chiunque voglia andare sa quantomeno che quella persona ha fatto Sì, un percorso. Cioè, Sì, sì, l'unica sì, differenza è questa. Sì. Però è chiaro che noi che possiamo scegliere diciamo andiamo da quello perché posso imparare da lui questi aspetti che io Certo. conosco però. certo. Quello è il punto. Che ti interessa, No? sì. Cioè, perlomeno per me, dal mio punto di vista è Sì, così. sì, Poi sì. No, condivido Quelli assolutamente. sono diversi livelli di consapevolezza poi a cui ognuno arriva, no? Poi Sì, appunto... sì. E lì c'è magari anche il maestro adatto più o meno a quel livello o quell'altro. no? infatti. Secondo me. Ognuno magari, che ne so, in zona c'è un bluesman incredibile, Esatto. non ha nessun titolo, però suona bene il blues E tutti vanno da lui, capito? Chi vuole approfondire quel genere va da lui. anche Poi- perché diplomato in blues veramente è strano, eh? Sono diplomato in blues. Poi qui c'è da aprire un discorso abbastanza largo sul ok che uno è bravo a suonare, però poi la Ah, didattica è un'altra cosa, no? bisogna Certo, vedere la caso pedagogia, per caso, certo. sì. Comunque devi saper impartire, saper no, fare Per portare avanti insomma una lezione magari. A un Certo. livello pedagogico. Sì. Esatto, sono proprio skill Diversi, diversi. Sì. Allora, se volete assaggiate sto erborinato prima che... Molto volentieri. Allora, il assaggiate. tartufato Sempre se- intanto è una roba... Il tartufo, vero? Questa roba. E È assaggiate questo buono, qua. però C'è il l'erborinato gatto. secondo me... Non è pure andiamo su l'erborinato. un'altra Guarda, ho messo cosa. le forchette, scusate, prima non le avevo messe, adesso le ho messe non per te. Ma il gatto in realtà si sta strusciando per... Sì, sì. Lui ha bisogno di per coccole. attenzioni, vero? Coccole. E sdrusciati Eh. qua, ecco. Com'è? Ancora non l'ho assaggiato. Ottimo. Questo lo ottimo. trovate dai ragazzi di Lori Porto San Paolo. Come si chiamano? Chi è che le fa queste cose?
la casa del formaggio, Lori Porto San Paolo e anche a Olga. Li fanno fa il entrambi mercatino. loro? Fanno... Tutti e Allora, l'erborinato no, il pecorino credo proprio di sì. L'erborinato non so sicuro, mi sa che lo prendono da qualcuno. Ok. La salsiccia? La salsiccia sempre da loro, però non so se la fanno loro, non so sicuro. Però tutto da loro, ok. tutto da loro. No, io li apprezzo entrambi, però secondo me questo Sì, sì. erbolinato è Aspetta, incredibile. faccio questa mossa e ti dico. Vai, prova. Prova un po'. Fai a vedere. Perché è un gorgonzola un po' più buono. È il gorgonzola sardo. Purtroppo Eh, a me È il gorgonzola gorgonzola- sardo. Non ti piace? No. No, Ma l'hai assaggiato? Buono. Sì, questo l'avevo assaggiato anche all'altra Altra puntata, puntata di Alain. sua. Devo Devo dire che i pezzi senza la muffetta sì. No, no, invece proprio Però la poi muffetta. quello- Per esempio qua non c'è, ad mi esempio, piace, mi a me non mi dispiace. piace così. Aspetta, lo posso aggiungere? A me, qua? a me non mi non si La dice. muffetta proprio. Metti tutto, metti tutto. Comunque, tornando in conversation, Peppe, ti metto birra oppure sei a posto così per adesso? Tornano a parlare di cose importanti. No, ancora birra! Birra o it. O assaggiamo un giocantino rosso? No, proseguo con la birra. dai. Birra. Grazie. Qui c'è, sì, no. Allora, Finita qua. vado a prenderla. Andiamo. Avanti. L'hanno visto sputare. Gigio! No, quello è per il campo. Sì, oppure questa al mirto è tanta roba. Oh, hai rotto le scatoline, eh? Ehi. Lo sai? Eh? E poi si... Attento Gigio. Levati dal cazzo Gigio, sì, sotto il tavolo che ci fai volare tutto. Ecco, infatti. Ci mancherebbe solo pure quello. Oh ragazzi, in Sardegna è così, gli animali ci sono purtroppo, per fortuna. La natura. sì. Ma io te lo... A parte che lui è Si porta via il bellissimo. microfono. Proprio bello. Questo te lo ripiazzo qua ogni tanto. Se puoi tienilo in mano, No, no. no, lasciamolo qua. No, perché c'era Gigio, non sapevo che questa cosa lo pigliava o portava in giro. No, ma basta fare questo, ecco qua. Lo so. Grazie. Lo so. Però qua. Ha spostato la camera, vabbè. Era drizza, era Aggiustiamola leggermente. se dobbiamo, dai. Gigio hai rotto il cazzo, Oggi stai davvero rompendo il cazzo. Allora, Un guinzaglio, non ce la lo leghiamo a un albero. No, non maltrattiamo gli animali, Comunque, di ritorno dalla Lizard, visto che stiamo appunto tema Sardegna, Sì. sei tornato in Sardegna e vabbè, tu hai fatto varie collaborazioni, però alla fine insieme a Nanni Gaias siete stati band resident per il Time Jazz Sì, per sì, tantissimi anni, no? 4 anni, quanto è stato? 2020. Era Covid? Era il primo Sì. anno? Il primo anno forse era proprio anno Covid. 2020 abbiamo fatto 2020 in cui 2020 c'era anche Alain, tra sì, l'altro. prima edizione. Una prima edizione, tanta roba, Paolinio, Sì. che salutiamo perché Paolinio è Con amico. Denise. Mhm. Denise, esatto. Vabbè, poi tutta la cricca dei mega sassaresi. Sì, sì. E le prove dove le facevate? Facevamo in campagna da me, In campagna, a ok. Scalo. E quindi ehm, ogni volta, ogni anno, Ogni anno si allestiva Artisti insomma, diversi. la sala. Nanni si preoccupava di organizzare insomma tutta la parte artistica, eccetera, eccetera. Poi formava delle band e ogni anno c'erano dei repertori da studiare, da fare e si portava. in quel caso hai suonato molto spesso, anche con Paolo, è capitato, il palco Sì. centrale. Sì, 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 sì. Poi oltre all'after time, Ci sono stati com'è stato? due anche con quella manifestazione dove hanno fatto anche il documentario di Sabanda da musica Sanresa, Quella che in siete andati a quell'occasione Sassari? lì, sì, abbiamo suonato anche sul palco centrale portando il disco prodotto dalla Tuk Music TOTB. TOTB. Sì. Think outside the box. Sì. Dove lì tu hai registrato tutte le chitarre? Sì, 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 ho Hai registrato- partecipato anche... Ho registrato tutte le chitarre e basta, sì. Mi sono preoccupato di quello. E com'è stato passare appunto da... Beh, queste sicuramente erano situazioni. Cioè ti ha fatto orgoglio suonare Professionale. davanti... No, ti ha fatto orgoglio suonare beh, davanti al palco centrale a il Berchida. primissimo concerto in cui ho suonato per il Time in Jazz era al Nuraghe di Albucciu, Ah. alla Sacchena, dove Chi eravate lì? C'era già Jim anche? Sì, Ok, c'era Gin Solinas. il trio di
di Nanni Gaias, e quindi abbiamo fatto il primo concerto per il Time in Jazz era quello lì, ed era nel 2018. Dicevi, Per l'occasione abbiamo presentato insomma il primo disco di Nanni, in cui ho avuto la fortuna di essere chiamato a partecipare, perché comunque suonare per il Time in Jazz in un concerto esterno è stato una grande soddisfazione. quanti anni c'avevi, mi ricordo? Era nel 2018, quindi c'avevo 25 anni. 25 anni. Sì. Bel E traguardo. da lì è iniziato poi tutto il percorso col Sì, Time in sì, Jazz. sì, da lì poi negli anni successivi siamo stati coinvolti anche per il Dopo Jazz, L'After Time. eccetera, eccetera. Artista sì. che hai conosciuto in quel periodo che ti è rimasto più impresso in quei 4 anni? Ma prima di tutto con tutta la band, quindi con tutti i musicisti che hanno fatto parte di della tutto questo band. percorso, perché è stato veramente un grande motivo anche di crescita, nel senso che c'erano dei brani da studiare, anche difficili, insomma è stata Diciamolo, una bella, eravate bella appunto tu, esperienza. Nanni Gaias, Sì, Jim Solinas e poi Paolo. Poi c'erano i bassisti che Si alternava. si alternavano, Si alternavano. che erano Fabrizio Leoni. Ah, sì? che- Tanta roba. E poi c'era anche Pier Piras. E Pier insomma. Piras, sì. Due schegge. E niente, poi ci sono stati un sacco di musicisti. Un sacco di anche- collaborazioni. Anche Alena ha fatto parte di una formazione. Insomma, perché poi anche i cantanti stessi o comunque gli ospiti molto spesso portavano dei musicisti a loro cari. beh, certo. Quindi C'era una bella c'era un alchimia. bello no, assolutamente, è un'esperienza incredibile, sì. Comunque, il Time in Jazz è per chi è cresciuto a Berchida, ma credo anche per te, il Titula, perché non ho detto, vabbè, sì. Alen sappiamo che è di Telti. Per il Nord Sardegna in genere. Per il nord Sardegna in generale è stato, vabbè, però Beh, è per i paesi un'istituzione vicini, che- noi lo aspettavamo come se Anche fosse per i Natale. sassaresi. Sì, Sì, sì. è un'istituzione. Però per i berchidesi io lo aspettavo il Time in Jazz più certo, di Natale, E capito? anche per molti Oltretutto- avventori fissi dal continente. beh, certo, certo. Eccolo. Addirittura. Ciccio prende confidenza. Basta, ho preso confidenza con Ah no, me. sono già stufato. Perché è troppo scosceso. No, comunque, secondo me per Berchida e per È i stato, dintorni è stato un enorme... è un enorme tuttora, secondo che- me. È un evento che per un Concerti paese di un certo piccolo, sì, livello, per un paese quindi piccolo come Berchida in realtà è tanta roba. è una grande fortuna, sì. È che secondo me sta cambiando proprio la percezione che ha il pubblico di queste cose. Bisogna creare proprio la possibilità di ricordarsi cosa voleva dire che non vedevi la pubblicità nei social, sì. che andavi lì perché te l'aveva detto l'amico Esatto. e quindi dovevi stare Esatto. lì a Sì. quello che succedeva. Ti ricordi i nostri selfie? Annuale, Annuale, cioè il nostro selfie. Ah, sì? Sempre, infatti dopo ci dobbiamo fare Durante un il Time in selfie e Jazz. pubblicarlo perché gli ultimi 2 anni Non l'abbiamo li abbiamo fatto. fatti. Però era sempre una tradizione, sì, da il 15 di anni. agosto selfie all'8 di mattino. Sì, io e lui sempre. Vabbè, tu hai mai mancato tu hai fatto mai mancato un'edizione del Time in Jazz? Sì. Sì. No, però prima in realtà al Time in Jazz difficilmente lo mancavano. Cioè, nel senso, fino a 5-10 anni fa, tutti i miei amici, appunto, poi tutti. Ma noi considera che suoniamo in quel periodo, quindi o Ah, a è vero, volte cioè, quello è A vero. volte sì. Ma cioè, alla fine- No, mi ha morso o la suoni lì come mano. facevi Cioè, tu, non mi ha proprio bucato. però. dell'organizzazione, Dai, altrimenti cazzo. si chiama da altre parti. Allora, Ma ti diamo 200. Vabbè, il Time in Jazz bello. Ai tempi ci si accampava proprio. sì. C'era il campeggio solo lì al Belvedere, no? E anche giù allo showroom. Sì. Anche giù allo showroom. Lo showroom aveva anche mangia la di- ti piscina fa funzionante, malissimo quindi sta roba. diventava Cosa una cagato sorta su di... cazzo, Gigio. Gigio, cioè, molla lì. prima o poi smetterà di mangiare Stai mangiando Gigio. erborinato top. Cioè, guardate che cazzo. Comunque, guarda, lo lasci lì. Un podcast che tratta così gli animali, trovamelo. Non credo, esatto. Comunque, periodo quindi sì, Time in Jazz per Berchida è stato comunque qualcosa in generale per il circondario. Sì. Ma una domanda che ti vorrei fare è questa. Secondo te, essere partito per Firenze, no? È un qualcosa che sì, è stimolante. Però in Sardegna è quasi sempre quasi obbligatorio partire per andare a studiare. Questo secondo me è un deficit, nel senso che tu perdi quei 4-5 anni che magari se fossi stato a Roma
avresti studiato a Roma o a Milano, avresti studiato mantenendo però tutte le persone vicine, saresti cresciuto e migliorato insieme a quelle persone. Tu come la vedi questa cosa qua? Come la vedete voi in generale? Mo la faccio proprio in generale la domanda. Come la vedete voi questa cosa del fatto di dover uscire? E molto spesso magari tu saresti rimasto a Firenze. Ecco, prima... Sì, io sono vedi? rimasto a Firenze. Quindi perché però Ma saresti... aspetta, perché Ok. mi sono, tra virgolette, innamorato di questa città che era a Piena di- misura d'uomo, insomma, ho trovato la mia dimensione Certo. in quel posto per quegli anni, io stavo bene. Poi ovviamente per questioni anche economiche, Certo, son certo, non puoi, tornate, non- ciccia. È quello il discorso, ma quello è il discorso che dico. Sì. Se tu non c'hai la famiglia, se stavi a Firenze, eri nato a Firenze, cresciuto a Firenze e volevi studiare musica, rimanevi a avevi poi- Firenze e non avevi nessun tipo di Beh, cioè, problema. però non è, secondo me non è la stessa cosa, perché comunque Cioè, un è confronto a bello partire. anche il fatto del distacco, comunque ti dà una certa carica, una certa È forza, vero, che magari, certo, Quello è certo, vero. quello è vero. che Però- magari D'accordissimo. non si sviluppa magari in altre Se non parti, situazioni, certo. sì, quindi hai quel non c'è- focus però che in non puoi Sardegna sbagliare, però, perché però tu non sei fuori. hai capito? Cioè però- tu stai lì 4 anni, non puoi andare fuori corso, non puoi andare, No, te no. te la prendi under culo. Però fatto- è stato per me, per la mia Certo, esperienza, beh, è certo. stato motivo di concludere un percorso più in fretta possibile. Vabbè, per obbligatorio. Sì. Io questo che dico, non c'è la Sì. scelta, scusa, le vai. No, no, è sempre una questione di percezione. Cioè, nel senso, sì. per ognuno cambia forma questa cosa, non c'è un Sì, sì. dato di fatto, no? È così, punto e basta. Beh, diciamo che dipende, che comunque il discorso che lui faceva prima, quali sono state le tue prime esperienze? A 13-14 anni suonavo con questo e quello. Se lo fai in Sardegna è un conto. Se sei a Milano a 13-14 anni le tue prime esperienze potrebbero essere molto diverse. Becchi gente magari, cioè nel senso, vuoi dire io a 13-14 anni comunque ho iniziato, cioè quelle prime esperienze che noi magari facevamo nel baretto. A Milano lo fai Al Blue alle Note. scimmie, capito, a dei posti comunque che No, non sono d'accordo. ci gira Sai comunque. perché ti dico che non sono d'accordo? Gente di un certo livello. No, sai perché ti dico, lo sai perché ti dico che non sono d'accordo? Sì. Perché guarda tu quanti talenti allucinanti abbiamo in Sardegna, gente che sta facendo cose allucinanti e che ha fatto cose allucinanti, non erano a Milano, erano qua, da piccoli, Certo, certo. capito? Sì, però il mio discorso è più Magari che non ti molta facevano gente uscire che a adesso 13-14. Esatto, no, questo tiro non l'ascolto, è troppo bravo. No, però È bravo, tiro da parte. quello che dico è che molta gente che adesso è famosa magari lo è stata perché è stata facilitata da una vita passata dove È c'è che la bisogna- maggior parte della Sono scena, d'accordo. se ci sei Sì. nato. Sì, sono allora d'accordo, però cerca- bisogna capire no, se tu nella tua vita vuoi diventare famoso o vuoi fare quello che ti piace bene. No, non dico famoso. Ok, no, quella è un'altra questione secondo me. Non Quella è dico un'altra famoso, questione. poi Io famoso sto parlando più che conosciuto. altro di possibilità, di esatto. scelta. Cioè, io a Roma, a Bologna, a Firenze, a Milano, se cresco, voglio studiare musica, c'ho anche davvero dei Tutti i palcoscenici. servizi. Ma non solo, ma se sono forte, se sei forte, Se come sei dici forte tu, ti scopre qualcuno capito? Se di- sei forte, cioè. la parabola più velocemente arriva a ottenere dei quei Un risultati attimo. che poi ti danno sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della stima, dell'autostima. In Sardegna, appunto, voi noi non sono suonavamo, d'accordo. voi suonavate, perché io non suonavo, però voi suonavate. Ed era un qualcosa appunto quasi a livello comunitario, no? Nel senso, mi piace, lo faccio perché mi piace la musica e alla fine sì, lo faccio nel posto dove magari mi conoscono un po' di persone o conoscerò poche persone e rimane tra di noi. Lì invece magari appunto il passo quasi subito era quello di Però, trovarti a suonare davanti a gente che non conosci, che bene o male poteva sia darti una stangata definitiva oppure invece supportarti. Trovarti poi a certi palcoscenici che possono essere appunto Roma, Milano, quindi non so più quei 50 persone che, capito, anche dal punto di vista del pubblico in Sardegna la scena musicale è povera di persone E che hanno ne visto di tutto, usufruiscono. quelli lì, il pubblico milanese ne ha viste, quindi non capito? ti applaude a prescindere. Se fai mezzo cagare magari Certo. invece qua Sì, sì, che sì, bravi sono più suonano, preparati. bravi, punto, Capito? a prescindere. No? Non Però- dappertutto, però No, No, guarda, dappertutto, no, però io ho ragazzi, visto più, cioè avendo visto entrambe le cose io ho visto questa Io dinamica. purtroppo ho una percezione molto diversa perché io la Sardegna l'ho girata molto a suonare. tu sì, comunque. Lui Con i sicuramente Cordas. più più di noi. Ti Esatto. assicuro che il pubblico più esigente è proprio quello sardo. Ah, certo, quello sì. Perché no, in realtà più tu hai visto cose differenti,
più tu apprezzi quando uno ci prova. Cambia, Cioè io quando vado a fare certe serate con il Cordas in certe zone della Sardegna, la paura mi viene. Perché se tu non suoni bene su Passu Turrau o non suoni bene lo certo. Passu Tundu, cioè nel senso Sacrilegio. Passu Tundu, lo ballo Tundu. Cioè ci sono varie cose che hanno un certo grado di, cioè perché fanno parte del posto, se non le fai hai perso. Sì, sì. Mentre fuori col fatto che c'è ricambio continuo, la gente è abituata di più a capire che chi è lì sta provando a fare quella cosa, c'è del sudore dietro. E anche per fare delle esperienze comunque in città è più difficile secondo me. Cioè 13-14 anni mi avrebbero fatto andare da Gianmartino a suonare a Probabilmente. Milano. Magari venivano con me i genitori, invece eravamo proprio più... No, più certo, il paese è wild, diverso, capito? è un'altra cosa, su quello sono quindi d'accordo. Su quello l'esperienza forse è un po' diversa. Dovremmo avere io sono più contento uno che ha così. fatto... Sì. Dovremmo avere una che ha fatto poi non lo l'adolescenza a so. Milano o a Roma per chiedergli com'è stato il musicista. Ma guarda, insomma. Lo vedremo. posso dire una cosa, io quando dovevo andare al conservatorio ho chiesto un po' ai musicisti di fuori, che avevo conosciuto negli anni, ma posso venire lì? Come dici che va lì? Come la scena. Come va lì? L'unico che mi ha risposto positivamente era un mio amico di Bologna. Tutti gli altri mi dicevano, qua non lo so, comunque, perché comunque, vuoi tu, qui in Sardegna l'artista per assurdo è più rispettato, essendoci numeri più bassi, un artista viene pagato di più. Sì. Cioè a Roma musicisti fortissimi suonano a cifre che qui noi non accettiamo proprio la serata. Guarda, ieri ne stavamo a parlare proprio, eravamo alla festa di laurea di Sofia Murcia e c'era Rocco che lui mi stava Esatto. dicendo proprio questo. Lui è stato 4 anni in Calabria, lui si è laureato al conservatorio in Calabria di batteria e mi stava dicendo proprio questo: in Sardegna in realtà come budget pagano di più perché tu dici c'è di meno, ecco. Sì. Però secondo me è Meno più- concorrenza. c'è meno, sì, c'è di meno, tra virgolette, meno concorrenza, però c'è anche il fatto che da aprile a ottobre la Sardegna è presa d'assalto da tutto il mondo a livello turistico, quindi ci stanno già più persone che vogliono venire a sentirsi Sono la più soldi che serata, girano, dici. ci sono No. più soldi che girano. Sì, voglio dirti adesso No, se ti tu devo riesci a bloccare. trovare... No, ti devo ok, bloccare per un scusa. motivo. Dimmi. Perché se fosse così cambierebbe l'inverno. E infatti cambia d'inverno, No. c'è meno serate, dai. No, mi riferisco che in inverno mediamente se tu vai a fare una serata prendi un certo tot qui in Sardegna d'inverno Prendi di meno o di più? Di meno. rispetto all'estate Eh. un po' di meno. Ah. Ma se tu stai fuori d'estate forse arrivi a prendere quello che prendi in Sardegna d'inverno. Ok. Capisci che per un musicista gestirsi questo aspetto fuori è molto più difficile Sì. che per un sardo. Poi si parlano dei live comunque, no? In generale. Esclusivamente. Sì, solo live. Un'altra domanda che la voglio fare in generale, sempre anche questa, sul fatto dei concertoni in Sardegna. Ma di Capodanno. Esatto. Che noi stavamo appunto programmando, l'ho detto anche a lui di andare a Bologna per farci il Capodanno, no? Per Ma dire. ragazzi, E a Bologna non c'è un cazzo, poi ho detto non c'è un concerto, non c'è niente, fate vedere Roma, ovviamente non c'è un cazzo, Milano non ho visto niente, solo in Sardegna tu invece vedi Alghero, Oristano, Sassari, Olbia, non so per tutti quale c'hanno, motivo. cioè ci stanno abbiamo noi tutti. la tradizione in Sardegna. Coppa. Perché pagano meglio in Sardegna. È quello che volevo arrivare. Forse è per quello che a Capodanno. Un appello a tutti i musicisti. Ripopoliamo. la Scusate, a Sardegna, Sassari che ci qua stanno- ci pagano di più. No, statelo mettendo. Comunque, quest'anno a Sassari sono gli 883, no? Ad Alghero chi c'è? Irene Grandi, non so. Mi pare. Gianna Nannini da un'altra parte. Io uno dei più grandi C'è- concerti che abbia mai visto. No, Max Pezzali insieme a qualcun altro. A forse. Sassari però. A Sassari, sì. A Olbia invece ci sono. C'è Lazza e Mengoni. Ah no, Lazza- Mengoni e poi Lazza, sì, C'è è vero, Lazza no, e la Mengoni. Comunque i doppietta top la- vengono in Sardegna a Capodanno. Achille Laura Arzachena, no? Achille Laura d'Arzachena. Ah, no. Cesso, vabbè. Cioè, ho Solo pensato che- una caponata. Potrebbe non essere lo una so. caponata, verifichiamo, però se c'è poi- pure Achille Laura d'Arzachena, ragazzi. Pezzali, cioè- Sai che io per assurdo sarei curioso di vedere gli 883 comunque Max Pezzali, perché a me non ha mai fatto impazzire. No, vabbè. No, ti dico perché. ascolto. No, perché praticamente tendenzialmente Non una mi sarei mai cover band. aspettato, scusa, No, una di cover sentire band. D'Alen. No, Voglio senti andare- perché. Tendenzialmente
uno degli artisti più fatti dalle cover band, che sai, quelle che trovi certo. tendenzialmente in un locale, sono gli 883. Sì, certo. E quindi io, per Ligabue. questo motivo, non mi capita spesso di ascoltare con piacere gli 883, ma non perché non apprezzi loro, perché dico, ma cavolo, ogni volta che vado a vedere una serata qualsiasi, li sento la cover, e invece a questo punto dico, ma Vado a meglio vedere vedermi l'originale. Certo. Quindi No, ci vabbè, andrai? Scusate, però- aspetta, ci andrai? Probabile. Però sono Perché canzoni no? che Però se comunque siamo a in Bologna- qualche modo hanno fatto parte della nostra infanzia. capito. Così. Cioè, io le Sì, so sì. tutte, tra Sì, virgolette, le sappiamo a tutti. furia di... Sì, le sappiamo tutti. La certo. cassetta ce l'avevamo Sì, tutti a sì, casa. sì. È La mia così. iniziava a metà, però ce l'avevo. Anzi, a metà di Pappagallo iniziava. Perché? Perché la prima traccia di Nord Sud Ovest Est, Pappagallo. Ah. No? La mia cassetta iniziava a metà di Pappagallo perché l'avevo registrata così. Lo solito. Invece voglio sapere un'altra cosa. A livello di cibo come siete messi? C'è ancora fame? Taglio? Taglio? Andiamo a tagliare, va. Cioè, ma non tagliare, non tagliare, taglia! Tu non fermarti, non chiedere. Non fermarti mai. Allora. Tu a una festa mezzo pazzerella. E a un certo punto. A volo, sì. A un certo punto della serata, sai, tutti che suonavano jazz, però a un certo punto dicevo la chitarra. Mi metto da una parte e inizio a fare una scarrellata di canzoni italiane che conoscevano tutti. Dalle bionde trecce a Gianna. Qualsiasi cosa passasse per la testa. Poi mettevamo una canzone inglese, poi una. Il cazzo che volevate. E a un certo punto mi guardano e fa: Jukebox. ma come fai? Ma sei incredibile a ricordarti tutte. Poi i jazzisti hanno questa cosa che si ricordano le strutture, ma io me ne ricordo 2000, non 50 come sono gli standard che fai alle jam session. Certo. Quindi mi hanno guardato increduli, del tipo, stavo per dirgli, sai, la gavetta. Di quando vai lì e ti dicono, beh, attacca. No, perché in Sardegna c'è un po' questa cosa, attacca. Metti quella lì, metti. Guarda, io ho questo ricordo, la prima serata con mamma. Mamma mi porta a fare le serate con lei e poi tu lo sai, cioè quella è gente che sapeva fare qualsiasi cosa. Noi in confronto siamo più specializzati, Rispetto, massimo ma rispetto. non abbiamo idea di cosa vuol dire farsi il Massimo culo. rispetto, infatti. Arrivo a fare la prima serata con mamma, lei aveva le basi, no? Il Megabit, Sì. Megabit One. E mi fa, io dico, mamma, prima di andare alla serata, ma ci proviamo un po' di pezzi. E lei, no, tu vieni, ascolti il primo giro e poi suoni. Cioè, quindi lì sei obbligato a capire cosa vuol dire il primo giro a 15 anni e entrare nel secondo. Vuol dire che quando finisce quel ciclo, che dopo al conservatorio scoprirai che è la forma A, B, A, B, vabbè. e sti cazzi. Tu devi entrare. Tu devi entrare. Cambiami. Sì. Chi non se la fa la gavetta così, come glielo spieghi? O fai lezioni, cose. Sai fare i quartali con vabbè, il sì, microtonali. va benissimo, certo. E poi No, va bene. Mi sono perso, di che state a parlare? Tecnicismi pesanti. Allora, Spuntini, vai. però te l'immagini. Poi scusi. però tutti quegli spuntini, quando poi ti capita di fare pop, secondo te ti tornano utili. Cioè, No, ti no, obbliga assolutamente. a non deludere, soprattutto in tempo zero, come si direbbe a Ozieri. Ad arrangiarsi, no. Sì, lo cambia, secondo me. Ad arrangiargli i pezzi. Anche, Alla oltretutto. loro. Ok. No, però guarda, davvero, a parte gli scherzi, una band bravina, quante possibilità ha di suonare a Milano rispetto a quante possibilità ha una band qua? Scusa, Guarda, aspetta, però contestualizziamo. 2025 stai dicendo? no, 2005, 2000, dal Ok, 2005 quando al eravamo giovani noi, 2015, quindi, ok. Nella nostra adolescenza. adesso è ancora peggio. Cioè, quando tu sei andato a Milano, qualcosa riuscivi a farla tranquillo, cioè. Sì. Prima, anzi, prima del 2015 a Milano, Milano il 2015 l'ha proprio cambiata dall'Expo. Ecco. Quindi dal 2015 in poi tutta una serie di cose sono state ammazzate, diciamo, o comunque buttate giù. La cultura, secondo me, in generale, o comunque la cultura underground in generale, e tra queste, ovviamente, insieme alla cultura underground c'è andata di mezzo la musica live, che vabbè non è un problema solo di Milano, ma No. Del mondo. è un problema in generale, esatto, mondo anche occidentale, dal fatto, insomma, che mo
più DJ set che live, la gente comunque preferisce, cioè, non è che preferisce, però Preferisco gli altre basta cose. anche comunque che ci sia uno che mette play e basta, e boh, bella, non è che per forza ci deve essere il gruppo che suona. Quindi infatti locali storici come Le Scimmie, dove ci sono nati, cioè ci hanno suonato bluesman coi controcazzi e tutto, quelli lì hanno chiuso, adesso tra l'altro da poco Le Scimmie ha riaperto con un altro nome, però comunque, cioè, sì, diciamo che da quell'anno in particolare ho visto... Tu in che anno sei discesa. arrivato a Milano? Io sono arrivato a settembre 2011 a Milano. Ecco, e tu i primi anni in cui sei stato lì, Sì. quanto suonavi al mese? Ma allora, io diciamo che i primi anni a Milano non sono andato con l'intenzione di andare lì a suonare, a fare musica, Ok. era una roba più, diciamo, sono andato lì a fare informatica musicale Ah, ok. e poi suonare, sì, c'avevo qualche band così, però comunque mi ricordo che già il progetto metalcore, qualche concertino qua e là lo facevamo, le realtà c'erano, ecco, venivi chiamato, però conta che già io sono arrivato all'anno che ha chiuso il Rolling Stone, secondo me quello è stato abbastanza emblematica come cosa, cioè il Minchia. Rolling Stone era, raga, È un cazzo di... un'istituzione. Sì, va. un'istituzione. Io ho suonato al Bico di Milano. Bico, tanta possibile? roba. Bico forse uno degli unici locali che è rimasto, che ecco adesso neanche locali e basta, non basta dire locali, i circoli. Sì. I circoli hanno preso in mano quello che prima avevano i centri sociali, Certo, no? Quindi sì, il centro sociale di solito era quello che spingeva più l'underground, Sì. diciamo l'opposto del clubbing, ecco, come Ok. mood. E adesso l'hanno preso in mano i circoli, queste cose qua, che appunto sono gli unici che ti fanno magari la jam session con il gruppo magari resident che apre e quindi vai a sentirti magari loro, oppure diversi gruppi al Bico facevano questa, tra l'altro salutiamo i ragazzi della Mogem. Salutiamo a Tra prescindere. l'altro, sì, no, uno degli unici No, quello che volevo davvero, dire- degli ultimi locali rimasto a Milano comunque che fanno queste cose. No, volevo riagganciarmi ai circoli e nominare la Gabbachela Cavolo. e tornare quindi a Sardegna. Tu beh, sei stato a Gabbachela a vedere qualche Sì, concerto sì. all'epoca? Non ho mai suonato. No, però- mai suonato? Tu mai suonato la Gabbachela? Una volta. Ah sì? No. Con che formazione? In duo con Edoardo. Edoardo? Meledina. Ah, Mi ricordo che c'era la gente ballando mentre suonavamo un pezzo in 7 ottavi. Dico solo Tanta roba. questo. Vuol dire che l'ha Minchia. ritmato bene, insomma. beh, Se fai la ballare. Gabbachela appunto a Sassari è stato un qualcosa appunto come circolo che ha spinto tantissimo la scena musicale di tutti i generi tra l'altro, perché a Gabbachela ci andavi a vedere qualsiasi concerto. Facevano un po' di tutto. Cioè dai Train to Roots al concerto punk hardcore, al concerto metal, vecchia sede ovviamente sto Sì, parlando. sì. Ma esiste ancora? Io Esiste ancora sono proprio fuori dal però mondo di- allora no esiste ancora, io ci sono andato, non mi è piaciuta la situazione, devo Non essere è proprio più come- sincero, non è era più chiuso, è tutto chiuso, cioè non so se hanno ricambiato location, però a Sassari la Gabbachela non la nomina, mi dispiace più nessuno. La Gabbachela Io mi comunque è un ricordo- circolo di, Era un circolo, sì di sì. qualche Mi ricordo, tipo Axi, Arci, Non lo Axi, so, qualcosa non mi ricordo, così. però mi sa che Affiliato. era affiliato all'Arci all'epoca, mi sì. pare. Arci, Però poi facevano come gli pare, nel Boh. senso la tessera tesseravi. Io mi ricordo il The Or. The Horror, vabbè. il sì. The Horror era più un po' più specifico. recente, gruppi rock. The Horror, sì, rock. sì, un po' più boh. contemporanea, però poi la Gabbachela è scesa e il The Horror è rimasto. Mi ricordo più quello che... Diciamo che era più specifico, perché cioè, la Gabbachela era proprio un centro di incontro. Sì. Mentre il Sì, Deore sì, era proprio. Cioè, faceva Andavi a musica sentire il dal concerto, vivo. pagavi Io ho anche visto il pochi biglietto, concerti al The Horror, devo essere sincero, E ne perché ho poi visti un bel po'. No, era... come sarà Rock, live, pensavo. sì, metal, sì. hardcore. sì, ho visto qualche concerto punk hardcore al The Horror. Tu Mi suonato ricordo- mai al The Horror? No, mai suonato, però ho visto Tanti The concerti. Alma. I The Alma, cazzo. minchia. Tanta Minchia. roba, I The Alma. Era... Non ci sono più, credo. No, Anni. no, però grande rispetto e Andrea grande Picca band. all'epoca Andrea Picca, Eh? cazzo. Cosa era Andrea Picca? Ma penso che Una leggenda. forse collabora ancora con qualcuno in giro, Boh, non non so. lo so. Però Comunque, sì, ho un bel ricordo di quel posto, sì. E boh, parlando invece dell'attualità, Giuseppe, tu hai aperto adesso uno studio di mix e mastering, Sì. Mix Noise, Sì. Mix Noise, Sì. scusa, dopo il vino un po' di defaglianze. Come sei arrivato? Tu ci hai sempre avuto questa passione? Comunque Sì.
per il suono e quindi per come lavorarlo Sì. dal punto di vista tecnico. Diciamo che comunque, insomma, sempre il discorso delle prove da piccolo in saletta di babbo, eccetera, eccetera, vedevo impianti che entravano, uscivano, casse, E quindi già tastiere, da piccolo cominciavi. amplificatori. Tu già da piccolo quindi già capivi un po', ti insegnavano i tuoi a. Mi aveva insegnato a usare il mixer, sì. Minchia, a che anni ad esempio? Ero molto piccolo alle elementari. Pensa a te, Boh, cioè, non lo so. quindi tu a elementari già ti sapevi collegare, Sì, collegavo attaccare un microfono, tanta Sì, roba, sì. eh. E da lì è iniziata questa passione, ma una sorta di passione sua, e in qualche modo me l'ha trasmessa. Per cui ho iniziato anche a lavoricchiare con qualche service. Tu hai fatto molti anni di service, no? Eccetera, Beh, eccetera. Posso chiedere proprio appunto, tu quando hai iniziato a fare service? Appena sono rientrato a Firenze. Da Firenze hai cominciato subito, Sì, prima sì. ancora no, non avevi fatto. No, appena sono rientrato a Firenze, no, anche prima. Anche in realtà, qualcosina anche prima? Durante quel periodo, Ok, nelle quando pause tornavi estive, già cominciavi a. qualche service sì, Com'è il mondo del l'abbiamo service? messo in mezzo. Com'è il mondo del service? Ma è molto bello, secondo me tutti i musicisti dovrebbero fare un po' Di service. di questa Gavetta, esperienza. sì. Ma di cosa ti occupavi tu? Ma Tutto. all'inizio scarichino, quindi Montatore. scaricavi il camion, E vedevi un po' appunto dove scaricavi piazza. il case, eccetera, eccetera. Poi con Attilio Lombardo ho fatto Attilio Lombardo di Olbia. di Alghero. Di Alghero, scusate, Sì, scusate. c'ha il The Chicken Cop Studio, come si chiama? Non ricordo. Non me lo Vabbè, ricordo, lo vabbè, mettiamo il in Pollaio Studio. Pollaio Studios. Comunque quello lì. E ho girato un po'. raccontaci una giornata lavorativa di appunto un service. Di un service? Sì, sì, Vabbè, anche Alen ne ha fatto alcuni. Ci credo, però adesso ho chiesto a Perché te. comunque Però adesso ho è chiesto la a te. cosa più vicina al musicista. Eh beh certo, certo. Però non è musicista. No, però. non è Il musicista dovrebbe però- rendersi però- conto di cosa è cosa successo vuol dire. prima, che torni via, mettere la chitarra, fare due note, aspetta. Dove mi attacco? Io Però, questo. però comunque c'è tutto un procedimento prima che del soundcheck, e quindi si carica il camion, prima Ok. cosa, poi si va nel posto del Se poi racconta concerto. anche proprio appunto un episodio, nel senso No, cioè. ora Sei andato però a. generalmente fai nomi, è fai- sempre No, uguale. no. È sempre Nel uguale, senso, sono cambia andato solo a- dove metti le a- cose. Perché tanto il camion si carica sempre in quel modo, il magazzino rimane sempre lo stesso, Quindi però comunque arrivate, Sì, scaricate. arriva, Quindi tu all'inizio si scaricavi scarica. e basta. sì. Non ti facevano toccare niente, ovviamente. No. E poi piano piano ti hanno fatto Piano vedere. piano, sì, Sei inizia a passato fare. al mixer poi. Sì, si inizia a fare i primi collegamenti, eccetera, eccetera. Poi Attilio mi diede il tablet. Eccolo lì, e lì cominciamo a vedere. Anche Fonico di- palco hai di fatto. sala, Fonico sì, palco. di palco, Fonico sì, palco, ok, che sono quelli che fanno i suoni sul palco. E quindi da lì ho visto che software usi, che mixer è, bla bla bla, mi compro il mixer. Ah. E quindi Che mixer hai comprato? un Mackie uguale Ah. a quello Quindi- lì, quindi 32 canali gestibile col tablet. Io sapevo già usare quel software lì, Mackie quindi Onyx. ho iniziato a maneggiare i primi mixer, il primo mixer analogico, ma digitale. Digitale. E quindi niente. Quindi tornando alla giornata lavorativa, quindi tu arrivi appunto una volta che hai scaricato tutto, ti attacchi, cioè Colleghi tutto, vabbè, service comunque non troppo grandi o comunque di medie dimensioni, tutti insomma collaborano, poi ovviamente c'è il fonico bagassa tua. e c'è, Sta bagassa tua, scusa, beh, guarda un attimino. e c'è chi fa le luci e quindi insomma, E le luci anche lì è un altro aspetto, ovviamente. però tu non te ne tutti scaric- occupavi di si- luci. si scaricano. Assaggiati, va, scusa, aspetta, beh. Col E vino. Assaggiamolo, io marrano, io. Visto che Gigio ci ha fatto cadere il vino ormai. Però comunque tutti in generale scaricano, caricano, fanno tutto. Non è come un service, diciamo, che ne so, del Red Valley, capito, che bello c'è grosso, solo ognuno chi fa sta al quello che mic, fa. che sono più, qua è tutto, insomma. E non vorrei che mi. Aspetta, scusa, perché non vorrei che Mhm. che Gigio. Vattene a fa. Grazie. Vabbè. E quindi Si piazzato arriva- tutto. Si piazza tutto, poi arriva il gruppo, comunque
la band o chi deve, Chi deve fare performare, qualcosa con quello chi che avete deve piazzato. performare comunque, e si fa il soundcheck. Generalmente se lo spettacolo è intorno alle 21, il soundcheck sarà intorno alle 16, 17. Ok. Vabbè. Quando arriva l'artista tu sei già alla frutta. Sei stanco? E non gliela fai più, non gliela fai Comunque è più. piazzato, scaricato, vabbè. Fa parte, quindi si fa il soundcheck e poi c'è il momento del concerto e poi il momento più bello è quello di smontare. Andarcene. Il modo più bello è quello che ce n'è Di smontare tutto e di caricare più in fretta Possibile. possibile per rientrare il prima possibile a casa. certo. Ma la velocità che viene fuori in quel momento? mettendo a tutte le sue È energie. poco. È incredibile. Poi- C'è una forza divina in quel... Ci sì, arriva. credo. Le energie che ritornano, capito? Io lo posso fare le cose così in fretta, perché sono così lento nella I vita? case sembrano... Sì, Leggerissimi, leggerissimi. Sì, poi ti corichi vabbè, il giorno dopo non si... Sì. Comunque, questa è la giornata, insomma... Tipica. Hai mai avuto problemi durante il soundcheck con gli artisti che magari, capito, ti dicevano cose tipo che non sento qua, non sento No, là. il riverbero ai cantanti è d'obbligo. Sì? dai. Te lo chiedono subito, proprio. dedicato. Quello è solo per proprio te. un haul solo per il cantante. E 2 monitor. E 2 monitor, Se sì. possibile sì. Ma glielo piazzi in spia il riverberone tipo esagerato no, così si sta zitto e poi faccio io fuori oppure capitato. perché giustamente no? Tendenzialmente è così. Però tipo ah comunque, è bella però comunque lo smarmelli. in ogni caso è una bella esperienza perché Per un ti fa- musicista ti fa capire anche da musicista cazzo. che comunque c'è tutto un mondo dietro Sì, che sì. è importante conoscere. Che è importante... certo. Anche perché in alcuni casi te lo dovresti fare da solo, no? Ah beh, Cioè quando tu suonavi ad esempio con i vari gruppi, sì, nei locali alla fine ci si piazza da soli, ci si fa i suoni da soli. hai capito? Quindi Si è, attacca è importante e si avere una suona. persona comunque all'interno del Cioè- gruppo che faccia tutta quella fase preliminare. Sicuramente ti dà una mano. No, è un bel che- supporto, un bel supporto. Ma secondo me in generale come musicista devi un minimo avere idea, il discorso che facevamo prima al bar, no? Cioè devi avere un minimo idea di qualsiasi parte più o meno cosa significa. Certo. Anche perché se no mi è capitato di avere a che fare, sai, con magari gente molto profana che non sa bene come neanche spiegarti le cose. Sì. E qua c'è il suono che è un po' così, è un po' troppo. Ma invece se c'hai quel minimo di skill dici, ah ok guarda qua è troppo harsh, ci sono troppi alti, secondo me è un po' da basso, cioè te ne rendi conto No, ma se la adesso i brillantezza- E non stiamo neanche parlando di dire passa alto, passa. Ma cioè, no, stiamo no. parlando proprio No, ma della adesso un po' i- troppo brillante, un po' troppo ciccione dei bassi. Adesso i un po', musicisti cioè, sono capito? molto preparati. Che c'hai idea di cosa comunque- vuol dire fare un mix, fare... cosa ne Comunque in pensi? contatto con i pensi? programmi, con Logic, con le Esatto. DAW. Poi esatto, chiunque al giorno, cioè chiunque Molti- no, però molti al giorno d'oggi. molti sono esatto, preparati, Devi arrivano- avere a che fare con queste cose. E ti bene dicono o male. proprio abbassami di 200 Hz. Sì. Vabbè. Vabbè, da paura. Vabbè, Faccio quello che no, mi non dire bugie, mi hai abbassato a 130. tranquillo. Ma No, invece adesso facciamo un appello a tutti i musicisti, non spiegate a quelli che fanno mix come fare il loro lavoro. per cortesia. Sanno come farlo. No, vabbè, però per dire che Però se c'è una comunque richiesta specifica, sono molto, effettivamente. cioè, Ben accetto, risparmiare un certo. sacco di tempo, perché altrimenti inizi, ma quindi te lo faccio così, E E poi poi fai- vai, hai fatto un macello perché ti ha chiesto delle cose che non devono essere fatte. Sì no, che- però a volte ci sono anche questi mixer digitali in cui si ha la possibilità di delegare proprio la parte del palco al musicista, quindi a volte dai se ti dà che fastidio ne lo so- togliamo. che ne so, Ha deciso. l'accesso al wifi del mixer e ognuno nel telefono si fa i propri monitor Sì. e così Esatto. è molto Questo da quanto però? dall'invenzione dei mixer col tablet, con il mixer Sì. digitale c'è questa possibilità Mixer e gli R, quelli appunto senza fili, no? Che sì. fanno- E quindi ti Sa più di 10 anni eh che sono sì, in circolazione. quindi Beh, sì, sì.
Diciamo che ognuno se lo personalizza come vuole, poi soprattutto lì- se hanno linear, eccetera, esatto. eccetera. Poi lì entra in Sì. gioco anche la psicoacustica, nel senso che ognuno vuole il suo sì. strumento un po' più Ma alto, quando è quindi devi avere il tuo capitato- mix personale per Quando è forza. capitato anche di suonare dove c'era questa possibilità, anzi ben venga, perché comunque te lo personalizzi un po' Certo. come vuoi Certo. e via, sì. Cioè, c'è il A parte Behringer, che poi comunque a un musicista avere un minimo la concezione di questo può fargli capire che se tu esageri con certi volumi poi non suonerà al palco. no, Perché deve suonare prima di tutto al palco, così sì. suona Sì. bene fuori, no? Sì, assolutamente. Anche perché si possono, a volumi eccessivi ci sono dei rientri, delle cose che entrano in ballo, quindi certo. A me è rimasto Buon impresso vecchio un amico concerto. Larsen, un vecchio amico Cioè, Larsen. A me è rimasto impresso un concerto di Noemi, Mm. che ero andato lì a dare una mano nel service. Avevano messo i sub uno di fronte all'altro, non so come si chiami quel gioco. In cui si in annulla controfase. praticamente la fase. Non so. In controfase, sì. E praticamente non c'era una sola spia nel palco, era tutto con i. Tutti Ah, mia, sì. certo. E praticamente, essendo il palco praticamente muto, fuori sembrava quasi di ascoltare un disco. Sì. Sì. Eh sì, perché Che a poi livello il opposto sogno di sicuramente- qualsiasi fonico, no? Di avere tutto quanto bello isolato, bello immagino. separato, anche sul Immagino. palco. Sì. Sempre di più si sta arrivando comunque, secondo me, poi per la mia piccolissima esperienza, però Piccolissimo. al suono diciamo da studio anche live, anche i mixer Negli questo. comunque accettano i Negli plugin questo. che si usano in studio, ci Assolutamente. sono Sì. dei software più simili a quella che è la situazione in studio oggi. Sì, i cloni sono sempre più simili quindi- agli analogici, quelli veri, anche Secondo se me ovviamente non si può... Anche il palco, il fatto di essere così muto, eccetera, E eccetera. basta con questi algoritmi Però- che possono fare tutto. Oh, certe cose sono così, come la terra. La terra non la fai con l'algoritmo. Anzi, O no? Direi. E invece quindi siamo arrivati che dopo tutta questa esperienza hai aperto comunque uno studio. vabbè, Ci mangiatelo, siamo dai. persi in questo. Sì, in abbiamo questo chiacchierato, tunnel. Oh, Ciccio bello, aspetta, Vai. buttalo là. Ci siamo persi in questo tunnel dei No, service. comunque. no, beh, interessantissimo. No, ci sta di Per me è brutto. interessantissimo Sta di perché brutto. il lavoro che c'è dietro a una performance musicale, cioè non è io prendo la chitarra e suono, c'è un lavoro dietro. Se un palco, se un capito? baretto, un bar, comunque Ma anche lì, anche è se gestibile da te la parte devi del fare da solo, musicista. te la devi fare da solo, Sì, però. sì, però E devi starci attento però a quell'ottica, sì, altrimenti devi stare attento, cioè, devi far sì che si senta decentemente. hai capito? Poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, tra l'altro, che oltre al il musicista sì che deve avere idea di cosa deve fare il fonico, ma anche viceversa, perché Certo. vai a vederti per esempio interviste a Jeff Porcaro, che è il batterista dei Toto, Maggior uno dei Burinato. batteristi di tutti Maggior i tempi. Burinato. E lui diceva, scusami, non è che devi venire da me a dirmi, no, però qua era meglio se la fai così, cioè non devi mai andare a provare a intaccare l'esibizione dell'artista, perché a te ti conviene a livello di ripresa, oppure perché a te ti conviene perché i microfoni così li metto, no, cioè tu devi, il tuo ruolo sì. è catturare al meglio possibile quel momento in cui l'artista sta Perché esprimendo suonerà il in quel suo. modo. Certo. Lui suona Beh, così, un bravo fonico di così. musica ne ascolta Un tanta. bravo fonico dovrebbe, Altrimenti non farebbe quel cazzo di lavoro, è la verità. ma infatti Solitamente esatto. ha a che fare con la musica, sì, in cioè, qualche infatti- modo a suonare. Sì, sì. C'è la differenza tra chi magari tra chi fa il fonico perché tipo piano B perché ha fallito magari come musicista che avrebbe voluto, e invece per chi lo fa davvero perché no, a me Per piace fare il passione. fonico. No, La certo. mia passione è quella lì, è ok, la musica mi piace anche suonare, ma Credo che ci io sia proprio voglio fare quello. un approccio diverso proprio. Sì, sì. È che Quelli io seri lì sono quelli. Io penso sempre questa cosa, mi è capitato a volte in delle discussioni con dei fonici. Ma fare jazz è semplice, alla fine non devi gestire. Già ti Perché? prendo seriamente. però. Però in realtà per me il jazz è molto più difficile perché tu devi gestire il gain in una maniera completamente diversa. Cioè, ma stai scherzando? Cioè un'escursione dinamiche- dinamica allucinante, no? In contesto live. E quindi io dico, E in quel caso soprattutto vuol puoi dire che sporcare tu. pochissimo con effetti e cose, devi lasciare tutto E naturale. quindi io dico, vuol dire che ne hai ascoltato, hai guardato come l'hanno prodotto altri prima di te. Ma per tutti i generi. Sì, Più sì. che Chiaro altro che il pop difficile è quello anche quando si è live anche il posto in cui si suona. Perché ad esempio se sei in un teatro che ha delle problematiche acustiche,
o una piazza particolare. Comunque devi andare incontro a tutte queste situazioni Sì, che devi esatto, lì c'è riuscire a l'ambiente. correggere in tempo zero, perché Mhm. hai solo il momento del soundcheck per poter agire e correggere ulteriormente qualcosina dopo. Sì, difficile. insomma, salvarsi i preset non funziona purtroppo in questi casi. O comunque Non magari uno di penso. partenza, però poi devi regolare. Io rimango sempre dell'opinione che, prendo come esempio la cassa, Mhm. no? La cassa in che senso? La cassa inteso come kick della Sì. batteria. Dalla batteria, ok. Credo che se tu vieni dal pop ti sei fatto un'idea chiara di come deve essere l'attacco, come deve essere Certo, la pancia, il quella suono, decisa. no? Sì. Hai una serie di caratteristiche che sai benissimo che andranno bene sempre e comunque. Però se poi arriva il jazzista che ha la Yes. cassa vuota dentro, Un'altra è chiusa, Col federing che dovrà poi devi sfiorare il avere un battente altro tu. tipo di... Tu non puoi pensare di fare i suoni come se hai davanti a un gruppo pop. Eh no, certo. Anzi, Infatti, perché anche lì entra in ballo, insomma, la preparazione, l'esperienza del fonico. E anche la sensibilità, secondo me. Sì, al di Perché là- sono certe ci- cose che vanno al di là sì, dello spiegabile, tra virgolette, sì, sì. no? Però è per quello che ci sono dei fonici che fanno solo quello, ci sono dei fonici che fanno determinati generi piuttosto che altri, che sono specializzati. Non a caso. Perché appunto ogni genere ha le proprie caratteristiche, i propri cliché, anche in termini sia di cliché suonati che di cliché di suono. Ma Certo, io per i dire, ritmi del genere, no? per Perché- quanto non ne abbia ascoltato tantissimo, però ad esempio io prendo come etichetta l'ECM del jazz, no? Sì, Che comunque ha creato proprio Un un'identità sonora. un suono. Cioè che è quello, se tu senti ECM avrai quel suono lì. Sì, sì. Sì. C'è un'idea dietro, Motown, no? Motown è un'altra cosa. sì. chiaro. Sì. Suoni Motown, Esatto. tra l'altro, da paura. Sai che ci ho messo Sono tornati anni? molto i suoni Motown. Ma sai che adesso, ci ho messo anni io ad apprezzare lo chiamo cartone. La batteria. Del precision Ah. su certi tipi di amplificatori, io lo chiamo cartone. Sì, le Perché mi dà- boxy 500 Hz, no? Mi La dà- parte mediosa. Sì. Ah, Mi sì, sembra perché veramente ormai che lo è quello speaker che dici. abbia un pezzettino di cartone. No? Sì, sì, la parte boxy ci sta. Questo me lo spiegate voi che siete voi. Ma lui. No, io. No. Tu. Tanto aspetta, vino? Un goccettino? Io sai, ma no, intervista. dai, per me no. se ancora Birra no. non ne abbiamo più. Birra non abbiamo più. Birra è finita. Birra è finita. Forato a poca, scusate. No, vabbè, ci abbiamo vino. No, basta. Per adesso A basta, posto, ok, sì, tu un goccettino di vino? Sì, dai. Un giocantino? Ma facciamo vogliamo fare una pausa a metà? No. No, Oppure continuiamo. Io direi di Ci finire mettevamo ad perché poi arrostire manca, magari, no? manca Eh? la luce. Mettevamo a arrostire. E mo ce lo metto durante la puntata, sì. Ok, comunque. No, più che altro rimanendo sempre sullo studio di registrazione, quindi alla fine tu hai deciso, dopo comunque quale cosa ti ha portato alla fine a voler scegliere È sempre proprio? stata una cosa. È sempre stato, come un abbiamo visto, sì. desiderio, Sì. un obiettivo che finalmente sono riuscito in parte a realizzare. Metto a disposizione insomma quello che ho imparato anche nei corsi di mix, di mastering, nelle Che varie hai fatto masterclass. poi durante gli anni? Ce ne vuoi citare qualcuno? Ho fatto il corso di un anno con Salvatore Addeo. Ah, Sì. grande. Molto in gamba Salvatore Addeo. Che Di dov'è lui? di Lecco. Di Lecco? Sì, vicino Milano, Sì, deve sì, essere. Insomma, ha un grande studio di registrazione molto famoso. Sì, lui in Italia è uno Sì, È no, un- lo conosco. abbastanza conosciuto, Sì, sì. eccetera. E niente, ho fatto il suo corso di un anno, quindi in diretta streaming. esatto, non dal vivo, quindi No, proprio dal a vivo. distanza. Sì, Sì, non sì. in regia con lui, Non in presenza, però non in comunque. regia con lui, Certo, comunque certo. a distanza ci ha fatto fare tante. Eravamo una classe di 10 persone. Mhm. Ci ha Un dato anno è durato? Sì. Mix e master. Mix e basta. Mix e basta davvero. In Ok. quel caso sì. E invece per il master hai fatto altri... Sì, poi ho fatto. Sono andato a Milano per una masterclass di Rec and Mix, si
chiamano, che sono Andy Capellatto. Che quando ti avevo detto punto, in caso sì, poi te l'ho detto dopo, esatto. senti Masa, ragazzi. che hanno, Cappellatto. che hanno un canale insomma molto conosciuto anche su YouTube, Ok. si chiamano Rec and Mix loro. Ehm, vabbè, sono in due soci. Sì. Mhm. E lì ho avuto modo di partecipare a questa masterclass dove si era in uno studio di registrazione professionale, Mhm. dove c'erano autoboard Una analogici, sala mastering ovviamente. dove hanno mixato e masterizzato completamente dal vivo Mhm. e poi ci hanno fatto provare anche tutte le macchine, sentire tutte le Bello. varie differenze. Bello. È stata molto bella e poi ho fatto una masterclass a Roma con Luca Pretolesi Ah, che ha, anche lui. un che ha buon nome. mixato e masterizzato un brano ugualmente lì da zero ed Lui è con uno chi, dei con chi lavora Pretolesi? con i maggiori esponenti della musica elettronica Ok. ed è uno dei più rinomati fonici insomma che ci sono penso al mondo perché ha vinto un sacco di premi eccetera eccetera. Ha mixato e masterizzato l'ultimo album di Skrillex, di gente insomma Dove c'era Rumble? Quest for Fire. l'ultimo che è appena uscito, Quello sì. lì è, cioè a livello Quale? di mix, Quest for Scusate. Fire, quello dove No, c'è Rumble. Minchia, porca puttana. Quello No, lì, ragazzi, a livello di mix è una roba. A parte Madonna. che lui proprio a livello produttivo si è Tu non hai tenuto, presente, vero? Sì. Ale? si è tenuto Poi te lo molto faccio molto sentire. schiscio, cioè ha detto proprio No, il suo no, obiettivo era farlo più minimale possibile. Però Però- poi come sono mixati e masterizzati, sì. mamma E mia. quando è vedere lavorare insomma gente Sì. di questo calibro. Ma potrei aggiungere una cosa che sembra allontanarsi un po' dal discorso. Sembra no? non mi un cazzo, ma in Ma in realtà. realtà... Vai! No, allora, io penso questo, no? Per me, io Giuseppe lo conosco da un po' di anni, ci io. conosciamo da... Ti reputo una persona con una grossa capacità di ascolto, no? Cioè nel senso non sei uno che si mette e parla sempre alla gente, ti piace il dialogo. E secondo me questo in un fonico che poi deve fare le riprese di un artista è un aspetto molto importante. Cioè se io dovessi dire a una persona guarda, se mi chiedesse il consiglio da chi andare, sicuramente potrei dire vai da Giuseppe perché Giuseppe è una persona in grado di ascoltare e quindi di capire quali sono le tue esigenze, che va al di là dell'esperienza diciamo prettamente accademica Sì, di per sì, sé, sì, no? Cioè che ok, sono le competenze tecniche, però poi c'è quell'aspetto umano che deve essere sempre presente, perché sembra che ormai certo. stiamo ragionando sul direi. eliminare Sì. l'apporto umano, perché tanto c'è la macchina che lo fa al posto tuo, ma vuoi No, mettere anzi. magari che so, io prendo una cantante magari che è bravissima, incredibile, però è molto timida. E Cambia. arriva lì e c'è un tecnico del suono che non la mette a suo agio durante le riprese. Cosa succede? Tanto grazie. Perché comunque. Ma si cerca sempre di mettere a proprio agio tutti. In qualche modo bisogna registrare o bisogna comunque portare a casa che sia un concerto, che sia una registrazione e si cerca sempre di mettere in primo piano quelli che sono i bisogni e le esigenze dell'artista, quindi è fondamentale secondo me questo. Poi in un secondo piano appunto pensare a tutte le cose tecniche, a tutto il resto, perché il 90% delle cose che ascoltiamo comunque per quanto riguarda la musica suonata deriva dalle mani, dall'emozione Che che riesce a prova trasmettere. l'artista in quel momento Certo. e quindi spetta anche a chi deve catturare quel momento farlo nel migliore dei modi Sì. questo sì. Ma Sì. come la vedete, una domanda generale, il fatto dell'intelligenza artificiale? Mm. Per quanto riguarda anche proprio appunto in questo caso mix e mastering ad esempio, che non so che cosa possa uscirne, ecco. Io Cioè sono nel contento. senso, tu sei contento? In che senso? Questa cosa farà una selezione Pulizia. naturale di chi può fare o meno le cose. Bravo. Sì, io l'ho sempre pensato quello. Comunque, quelli che al momento sono nel mondo della musica per fare puramente solo, esclusivamente marchette,
musica riempitiva, musica così tanto per fare, quella può essere sostituita dall'AI e secondo me ben venga, perché comunque cioè, insomma non c'è niente di artistico, no? Però la roba artistica invece l'AI ancora. Eppure magari mix sì, ma i master, i servizi automatici di master che ci sono Io ora non, come ora, non sono informato su questa cosa guarda. dei mix, non so Ma come guarda, possa perché io- essere fatto da... Scusa, io dico questo. Ma anche la canzone stessa. No, vabbè, la canzone Puoi stessa, anche arrivare sì. al livello tale da fare uguale a... Cazzo, come si chiama? Quello degli stili Dan. Sì, certo. Come si chiama lui? Donald Fagan. Che Fagan. lui è tipo, per La me canzone è che il ti dicevo mito. io. Per me lui è il mito assoluto del mix. Sì, beh, Per me è hanno imbattibile. preso il Grammy con quel disco, infatti. Cioè, No, nel senso, puoi anche arrivare a farmi la cosa uguale a lui, ma non puoi arrivare a crearmi tu l'errore umano che trasforma la cosa in una cosa bella. sì. No, sono d'accordissimo su questo. Cioè, il fatto che l'errore umano possa produrre qualcosa di spettacolare, di unico. Cioè, il fatto di sbagliare e in realtà, quindi non ricercare quello che hai fatto. L'intelligenza artificiale non so quanto potrà sbagliare. Io l'ho messa, ad esempio... Hai provato? Io ho provato per un'altra cosa, cioè per punto di vista letterario, che è una cosa che secondo me è appunto quando riuscirà a farla questa cosa l'intelligenza artificiale vuol dire che è arrivato davvero a capire l'essere umano. Le barzellette. Le barzellette io ho provato a fargli inventare delle barzellette, non ce la fa. Non ce la fa proprio, crea Ancora. cose illogiche, ancora non ce la fa, crea cose illogiche che non fanno ridere nessuno. A un certo punto, dopo un po' che ho fatto vari tentativi, gli ho chiesto però specificatamente, fammi una barzelletta che abbia come tema l'intelligenza artificiale, cioè te stessa praticamente. Lì è riuscita a darmi qualcosa che mi ha fatto sorridere. Perché su se stessa è riuscita a fare dell'ironia. Strano, molto strano, non l'ho allenata parecchio, perché lì poi vabbè non è che ho tanta voglia di sprecare tempo con gli AI, però comunque in quel caso mi incuriosiva e facendogli appunto riflettere su se stessa ha creato qualcosa di ironico, di satirico. Però ecco, dal punto di vista ad esempio Sumo, la conoscete? Sì. Ecco. Nessuno. Sì, sì. Suno, scusate. Lì quello ti fa direttamente gli arrangiamenti Sì, anche, sì, non sì. solo ti fa Quello tutto. l'ho visto Fa qualche tutto, fa pubblicità. Anche io ho visto Fa qualche tutto, pubblicità. ma tu fa il pezzo finito Fa il pezzo finito. in 10 secondi. Quindi tu Ma dici che tu li hai ascoltati? Sì, sì. Come Sì, sono? Allora ragazzi, secondo me ha un orecchio attentissimo, ancora forse c'è qualche cosa che distingue, tipo appunto tu che c'è magari l'orecchio allenato ai mix, alle cose, senti magari che c'è una specie di comune a tutti i segnali, non so come spiegarlo, un po' come nella cassetta che c'ha quel segnale che sono tutti fatti in quel modo, che c'hanno non lo so bene come spiegarlo, però quando sento una voce AI si sente che è mixata comunque troppo omogenea. bravo, è troppo c'è un qualcosa che dici no, questa roba non mi suona, questo è AI, infatti fai vedere è fatta con Suno, però anche lui sta migliorando parecchio Infatti parecchio. secondo me si arriverà a un livello che non lo distingui più. No, Ma qual è il siamo discorso? già Che adesso nelle Porca classifiche troia. musicali tipo Billboard Mhm. ci ritrovi artisti AI. Sì. C'è uno country in America che è tra i top 10 Come il ed è discorso AI. delle chitarre. Lì... La registri con l'ampli o con il camper? Ma qua sembra... No, però è non te ne digitale. accorgi. Diciamoci la verità. Non te ne accorgi. Per i meno tecnici, spiegate quello di cui state parlando. Esatto. Per i meno tecnici, spiegate di cosa state Nel parlando. senso, ci sono gli ampli veri che Ok. hanno tutto un circuito elettrico di preamplificazione, eccetera, eccetera, e poi noi sentiamo il suono dai coni proprio dall'amplificatore. Analogico. Analogico. Invece il Mentre digitale ci come si sono comporta? delle pedaliere digitali che sono Kemper, Helix, che sono arrivate veramente a un livello incredibile, che simulano il comportamento del segnale che avviene all'interno degli amplificatori. E quindi ormai tanti chitarristi registrano. Posso dire una cosa, giusto un dettaglio, perché magari per chi non sa, cioè comunque io immagino questo, no? C'è l'amplificatore vero, ci metto il microfono davanti che poi entra e io registro il disco.
Adesso invece è una macchinetta che annulla tutto questo processo e c'è solo un filo Che simula che però. arriva e che attiva simula quella tutto cosa questo là. processo, cioè non solo l'amplificatore ma anche il microfono e anche la distanza, tutto. Esatto, perché il Puoi tempo è fare un tutto. profiler in tutto. realtà, se vogliamo Esatto. essere precisi. no? Esatto. Ti Poi simula eliminato non tutto. solo l'amplificazione, ma ti simula proprio L'ambiente. E a chi tutto mi l'ambiente, dice- la stanza dove l'hai e a chi mi registrato, dice i dentro un microfoni che hai disco, usato, ma si tutto sente quanto. che- Non lo Il so. suono, così come Non lo lo so. introduci senti. e Non te lo lo porti senti. dietro nei live. Infatti è comodissimo per quello. Sì, sì. La Nei gente se lo live porta è dietro perché c'ha una un qualità lusso. pazzesca. Io l'unica Quindi cosa io che- paragono la stessa faccenda Oh. Con questa cosa qua. con questa roba qua. Che magari si ecco, arriverà al punto di non però, distinguerli più. e live lo distingue se c'è l'IA oppure vabbè, no, vabbè. questo là. Nel senso, L'AI è un'altra storia, infatti. finché non verranno, non arriveranno a metterci proprio le, come si chiamano qua, roba di Obi-Wan Kenobi, come si chiama quando... L'ologramma, esatto, sì, grazie bravo. regia. Alla Cioè, Michael Jackson, in realtà l'hanno la già cosa fatto, allucinante è l'hanno che già esiste fatto. già. Sì, hanno già fatto. In Corea del Sud, ad esempio, già fanno cose del genere, in cui c'è lo spettacolo in cui ci sono personaggi inventati che fanno veri e propri concerti ologrammati e ci stanno decine, sono 20, personaggi 30.000 AI. persone a vedersi Però- un ologramma, un Personaggi ologramma. completamente AI. Però posso dire una inventati. No, cosa- personaggi inventati. Ma chi li spende i inventati. soldi per il biglietto? Ma un sacco di gente, guarda che sto venuti in Gente Italia. delle No, non sto scherzando. paga. Esatto. Sono dei bot che fanno Cioè, così. Come il video di Will Smith, visto che siamo in musica, che è stato accusato appunto Esatto. di aver aggiunto, tu lo sai, no? Infatti Will Smith è l'ultima grinciata che ha Non fatto. c'entrano gli spaghetti, no? No, è uguale, simile. Praticamente appunto ha fatto un video che ha fatto uscire un album musicale, mi pare, Will Smith, e ha fatto un video in cui c'era lui che suonava live. Solo che in questo live c'era poca gente, a quanto pare. E l'ha modificato con l'AI per aggiungere i vuoti Certo. e riempire i vuoti. Avesse visto Berlusconi le AI. Con le ai cose tempi. strane. Con le cose dita, strane, tre occhi. cose strane. E quindi facendo il fermo immagine te ne accorgi. Ora io non so se lui ha fatto il paraculo e ha detto io lo faccio, Il pubblico Chi se ne dimostra. frega. parleranno di me per questa cosa, ma Molto probabile. più che è importante è che se Più ne male parli. che bene, però sti cazzi, L'importante è che basta se ne parli, certo. perché che uno come Will Smith non si accorga di sta roba mi sembra strano. Eppure l'ha fatto, è uscita sta cosa, e Però- ha fatto il video musicale in cui non c'era poca gente e ha riempito la roba con l'AI. Posso dire una cosa però che mi fa riflettere ogni tanto, proprio per sminuire un po' tutta questa questione delle AI. Quando ho studiato la storia del jazz mi è rimasta impressa questa cosa che quando molti afroamericani sono arrivati, comunque sotto forma di schiavitù in America, riuscivano a comunicare a distanza anche di quasi 1 chilometro con altre persone grazie al fatto dell'intonazione della voce, no? C'è una lingua tonale che mi permette di comunicare qualcosa che non puoi scriverla, ce la puoi capire solo in base all'intonazione quello che io sto Certo. dicendo. E quindi secondo me È sì, tu potrai mettere tutte le informazioni algoritmiche che vuoi dentro l'intelligenza artificiale e portarla, ma comunque noi ci dimentichiamo che noi da che storia è storia sappiamo da quando abbiamo iniziato a scrivere più o meno realmente cosa l'uomo si è detto, ma tutto ciò che ancora è sconosciuto Bah. è lunga la cosa. È giustissimo, tra l'altro appunto è quello il discorso. Noi esseri umani siamo degli esseri talmente complessi per Cioè. fare cose che li hai. Tu vedi appunto i robot stanno cercando di insegnargli a camminare. Cioè, per noi è Già sono scontato. messi bene. Ma tu pensa sì. che noi siamo talmente intelligenti che l'abbiamo inventata Sono l'intelligenza già messi artificiale? bene. esatto, no, già ma io sto- corrono e saltano. Sì, ma fino a una certa, cioè nel senso ancora l'equilibrio, una cosa che per noi è talmente tanto normale, Certo. ma all'interno del cervello cosa succede per noi rimanere in Bordello, equilibrio? casino di È calcolo. una cosa talmente tanto complessa che appunto ancora non riescono a fare un robot che balla, un Infatti hai robot visto che l'esempio cioè, l'altro giorno in Russia che l'hanno no, sono coperto? dimostrazioni, quello sono russo dimostrazioni. No, ma quelli... L'hanno coperto perché è caduto. Ma guarda, oh scusate, Sì, però era quello ma vi russo dico un'altra che cosa, ci hanno studiato inventato in teoria da meno, però gli americani dovrebbero essere già più avanti, penso. Ma vi dico un'altra cosa, hanno già inventato il robot che ti fa le pulizie di casa. Che bello. Sì, Peccato che il sospetto è che Ah, non l'ho ci sia. visto. Sì, ma il sospetto è che non sia un robot, sia semplicemente un cazzo di dipendente in India, in Pakistan,
Mascherato. Che fai i No, no, movimenti che lui a che distanza. lavora con... Sì, esattamente, non sto scherzando, perché ti costerebbe di meno. La presentazione del Ti robot di costerebbe di Tesla, Roma. non so se l'avete vista, No, cioè, no. invece che fare uscire l'androide hanno mandato un tizio vestito, un ballerino vestito da robot che fa tipo la danza del robot, quella tipica. Sì, sì, è quella- una roba No, cringissima. no, io non sto scherzando. Ok, Adesso già ti vabbè. vendono questo La robot che ti presentazione fa, ufficiale. che ti fa le pulizie di casa. Ma si vede chiaramente che quasi sicuramente esce davvero un controller remoto che comanda questo cazzo di robot, perché è troppo pericoloso ed è troppo davvero complesso anche solo lavare i piatti. Cioè io ti faccio questo esempio, guarda Pe, Madò. guarda. Se Per quanti fare cazzo questa di cosa qua, calcoli hai fatto per sai quella quanti cosa? cazzo di calcoli ha fatto il tuo cervello e il mio cervello per dosare la forza, per lanciartela, tu che la prendi, capito? So, una roba che è incredibile. Sì, Innanzitutto hai sembra pensato scontato, ma- Capito? alla risposta che ti Capito? avrebbe dato. Cioè, beh, È una cosa, ragazzi, che un robot, ma sto cazzo, sai quanto a ancora ci parte vorrà? che, cioè nel senso, Per quello Le cose torniamo alla manuali, sì, musica. le cose cioè, manuali, per sì. muovere un robottino che fa queste cose, tu devi azionare un server gigantesco che consuma quanta acqua. Vabbè, ma quello vale anche per Cioè- appunto sempre per le domande Ma non all'AI. è più semplice che uno finalmente riprende un libro in mano e legge. Certo, certo. Dal punto di vista energivoro proprio. Leggiti un libro, dai, smettila. Allora, ritornando proprio a tema, poi a griglia butto qualche cosa da mangiare, salsiccia, cominciamo a mettere. Secondo te, Peppe, conta di più, e poi successivamente anche Gianmarco e Alen, conta di più l'istinto o il metodo? Questa è una domanda che Ma appunto... per quanto riguarda i musicisti, Per quanto riguarda, sì esatto, l'approccio alla musica, voglio creare un nuovo pezzo, mi affido di più al metodo o mi affido di più all'istinto? Oppure appunto ugualmente, sempre all'interno della musica, sono in live, io ho già tutto il mio programma, come faccio, l'ho provato 10.000 volte, mi attengo a quello o se arriva l'emozione, se arriva qualcosa che non so magari controllare, mi ci affido. E potrebbe appunto uscire una delle più grandi performance, è quello il discorso. Cioè il metodo magari ti lascia sempre a un certo livello che ti diciamo ti direi entrambi. entrambi. Nel senso che ovviamente ci vuole un metodo alla base, Ok. poi dipende dalla situazione, io devo essere in grado di uscire un attimino da quello schema e Improvvisare, e diciamo. improvvisare, poi bisogna contestualizzare il genere, Certo. il brano, Il posto, insomma, ovvio. se è un brano pop dove io devo fare quello e basta, e devo rispettare determinate strutture, non posso fare una nota di più. È vero, Devo è fare vero, quello. è vero, è vero. Perché non serve no, niente. perché non magari serve. disturbo il cantante, Sì, sì. faccio un casino e basta. Anche se l'istinto ti dice di fare lì magari io voglio, non lo puoi fare, basta. Però aspetta, Quindi- qui stai parlando, sì, hai detto pop, quindi stiamo parlando della produzione musicale. No, in un contesto anche live. Ok, ok, sì. ok. Sì, sì. Metti caso in un concerto pop, pop rock, lì devi fare Quello che insomma, devi fare. quello che devi Facciamo fare, esempio, Ligabue. Non puoi Eh, stare lì tanto a... vabbè, non c'è tanto margine per l'interpretazione e l'interplay certo, sì, tra sì. musicisti, insomma, quella è la struttura. E basta, Ciccia, e basta, anche e basta. Allen e Gianmarco ti possono confermare, essendo Confermate? musicisti. Confermate. Però prendi ad esempio il Però- caso di Ligabue. Ligabue c'ha un timbro Sì, incredibile, sì. lo puoi riconoscere. Vabbè. Quindi ci sta che tu metti al centro quello. certo, e adesso lo fai al infatti, sì, contorno. sì. Ma anche perché rompo il cazzo magari al cantante, cioè non gli hai fatto un cazzo a nessuno delle mie notte. Io in devo quel momento, accompagnare, certo, magari. certo. Dal Dal punto di vista pop, certo, cioè, sì, sì. in Ma un dal punto di vista contesto più- generale, ma in generale. artistico, in un contesto rock, blues, dove c'è più spazio per l'interplay, eccetera, Quindi dipende dal eccetera. genere, Il genere, secondo me, è anche il contesto in cui si sta suonando è fondamentale, secondo me. quindi genere e contesto. Ti danno In un poi contesto quella... più, insomma, da interplay, dove c'è uno scambio anche tra musicisti, è ovvio che predilige l'istinto, ovviamente bisogna essere preparati musicalmente per dialogare anche con gli altri musicisti e via, sì. Questa è la mia visione, poi non Certo. so, sì. Boh. Io poi penso una cosa, no, spesso. Cioè, se io penso la musica tendenzialmente credo sia nata in Africa. Poi piano piano, con le migrazioni. Siamo si è d'accordo su spostato- questo? Sì, abbastanza. Più o meno si è plausibile. spostato tutto, però praticamente ogni cosa è stata presa,
esportata, modificata, reimportata, rimodificata, rimandata da un'altra parte, nuove limature, cioè il mondo della musica è in continua evoluzione, noi non ce ne rendiamo neanche conto, perché adesso noi diamo per scontato che, cosa ne so, per noi è scontato pensare melodia, accompagnamento, certo, no? certo. E invece No, per certo. milioni di anni non è stato così, No, no, c'erano no. compiti per ognuno, quindi Esatto. polifonia. Esatto. Dopo noi, cioè, dal classicismo, cioè, è da lì che abbiamo iniziato a pensare più o meno, ma sì, è bello che facciamo un accompagnamento così tutti capiscono questa melodia sì. orecchiabile, ci Sì. divertiamo. Sì. È in continua evoluzione secondo me questa cosa. Infatti la questione del metodo, secondo me, è difficile capire cosa intendiamo per metodo. È quello che cui voglio arrivare, nel senso, un conto, ad esempio nel 2025 il metodo cambia, no? Il metodo... Cioè Battiato faceva musica col suo metodo e usciva roba da Madonna. Però il metodo dipende da cosa si intende Hai per metodo. capito? Guarda, se noi confondiamo, secondo me, metodo- Un spesso la metodo, diciamo, questione- una cosa che tu tecnica, studi a tavolino e cerchi di riprodurre in Eh, maniera sistematica. però sai cos'è Ora non lì? voglio dare, scusate, Vai, non vai, voglio vai, dare la eccezione di appunto produzione capitalistica, capito? La ruota di montaggio, non intendo quello come metodo. Intendo quello che potrebbe essere appunto uno schema mentale che tu dici mi dà la sicurezza di arrivare a dei risultati. Prismi, regole. Sì, uno schema mentale Sì. che per Battiato, ad esempio, faccio un esempio, era mi sveglio, io vado a fare musica come in ufficio, alle 8 del mattino, alle 4 stacco, dalle 4 alle 8 io faccio musica, mi dedico solo alla musica. In quel contesto, all'interno dello studio magari fa quello che gli pare, però dalle 8 alle 4 io mi devo dedicare alla musica. Dalle 4 in poi lui non pensava a nient'altro, cioè nel senso la musica sti cazzi dalle 4 in poi, non è importante, non ci devo neanche pensare. E quello era tipo appunto il metodo Battiato, in cui quasi impiegatizio vai e fai il tuo, poi stacchi, ok? Sì. Non Jimi l'unico. Hendrix, Oh, io lì volevo fare capito? Non credo che faceva No, così. No, faceva peggio. No, lui Secondo non è che me faceva sì, a peggio, suo magari lui modo. si metteva per 3 giorni a studiare continuamente, non c'aveva il limite, non c'aveva, lui doveva imparare qualcosa, doveva studiare qualcosa, stava no, lì stiamo giorni. parlando Ma però infatti di- è quello che sto dicendo, è comunque Ditemi è un voi. metodo. Sì, è certo, metodo noi- anche noi quello. la questione che dobbiamo, secondo me, di Superare. vincolarci un pochettino è il fatto di pensare che il metodo debba essere Uguale per tutti. riconosciuto da qualcuno. Esatto. Oh cazzo là, è partita la fucilata. Bello, cazzo. Minchia, questa era molto più vicina di quando eravamo con Lello. Attendo. Stiamo registrando? Se arrivano mani Ok. in alto, cazzo, stiamo registrando. Allora, breve pausa. Stavamo parlando appunto del metodo Metodo. e stavi dicendo appunto che secondo te, nonostante tutto, alla fine il metodo non è così tanto un qualcosa di certo, uguale per tutti, ma No. alla fine ha a che fare anche col caos, no? È che uno non può prescindere dall'altro, no? Esatto. Come improvvisazione Questa è la- non può prescindere dalla composizione e viceversa. Eh sì, perché se no sei uno che, cioè se c'hai il solo istinto, Non sei potrai uno che neanche... non ha vocabolario e quindi... No, ma sai cos'è? non che sai se parlare, uno non sai avesse, comunicare, ma insomma, se uno non avesse ti solo guardi. l'istinto, non saprebbe neanche che tutta quella cosa può essere circoscritta in una composizione. Certo, Certo. esatto. Ci deve quindi- essere qualcuno che ha un metodo che ti ha detto guarda che tutto questo, tutta questa tua idea la puoi racchiudere dentro una composizione. Sì. Altrimenti c'è solo caos. E quindi Jimi Hendrix aveva metodo nel certo suo che caso. aveva metodo. Molto. Certo che c'era Molto. E quindi Ha cambiato la storia della musica, giusto? Cioè, ma l'ha il suo cambiata metodo. intenzionalmente perché c'ha avuto appunto una progressiva evoluzione che è Allora, o da un'intuizione è riuscito a fare secondo ciò. me sei un Chiedo. musicista riuscito. Un regista? Sei un musicista Ah. riuscito quando riesci ad adottare un metodo che amplifica il più possibile il tuo istinto. Capito? Quindi riesci a far convivere quelle due cose Esatto. in modo che il tuo metodo riesca a farti esprimere il più possibile a 360 con l'istinto che hai, no? L'istinto da solo ovviamente non hai proprio i building blocks, no? Insomma, Sì, le sì. armi di base per poter comunicare quello che vorresti. È vero. Se hai solo il metodo, viceversa, fai solo il compitino. Invece un musicista davvero realizzato, comunque realizzato, insomma, quello che dovrebbe essere secondo me è quello, insomma. E quindi il metodo serve a... però sul tangibile, diciamo, Eric Clapton o Jimi Hendrix?
Ma lo chiedi a chitarristi. Chiediamo ai Classifica? chitarristi. No, chi scegliereste? Per avere... Ma non posso scegliere. Non puoi Cioè, scegliere. Devi Se scegliere. fossi obbligato. Se fossi obbligato... Sono stati influenzati l'uno dall'altro. È quindi quello, un è per casino. È un bordello. è per quello, capito? Estremamente contemporanei. Certo. Vabbè, ti direi Jimi Hendrix, Diresti però... Hendrix. E il buon Jimmy, troppo affezionati ci siamo al buon Jimmy. Però diciamo che... Eric Clapton. Comunque. Ma più che altro per l'inventiva, per il suono, per l'estro che aveva, però anche Eric l'estro, Clapton sì, potrebbe essere di rilassare. Certo, io sono Quindi- d'accordo, sono d'accordo. Io devo scindere invece, nel senso, come chitarrista scelgo Jimi Hendrix. Bravo. Ma Questa è una cosa intelligente. come qualcosa da ascoltare tutti i giorni preferisco Clapton. Come arrangiatore. Come Non arrangiatore. peraltro, perché comunque Clapton ha veramente creato tanti tipi di... Sì. Cioè, nel senso, certo lui viene dal blues, però poi la produzione sua è stata abbastanza ampia. Sì, sì, Certo. sì. Però quando si chiede di paragonarli così, io penso a Eric Clapton dei Cream. Minchia. Però effettivamente, Poi sì. il Allora resto- io magari non sono un gran conoscitore di Clapton, devo dire la verità, però sicuramente esatto, ci può stare che Jimmy è stato uno che ha sperimentato più sullo strumento, più studio strumento, Clapton più studio invece lo strumento applicato all'arrangiamento, appunto scoprire le diverse possibilità che la chitarra può, come la chitarra può comportarsi all'interno di un pezzo. No, Invece secondo Jimmy- me no. Ma è vera la Anche più storia a che a un livello certo di punto Jimi strumento. Hendrix No. chiese... No. Sai perché? Perché in realtà, cioè, lui la chitarra la suona sempre alla stessa maniera. Cioè, lui non ha... No, questo Cioè, dico, lui è come il prezzemolo, sta bene ovunque. Clapton Sì, dici. sì. Quindi non è che è tanto lo studio sullo strumento, ma tanto sull'arrangiamento. Cioè, Ma questo neanche. strumento, questa chitarra che No. suona così, io la posso ficcare in quali Ma non è che ci ha salse pensato, diverse. Secondo No, me se ne istinto. sbatte nel mercato. È istinto, certo. Infatti il discorso di prima è... Cioè, lui è proprio, diciamo... boh. Perché comunque Clapton è chitarrista cantante. Mi ricordo Jimmy quando invece è appunto quello che, boh, con la chitarra, questo l'hai mai fatto? Vai, lo facciamo, cioè, capito? Era un po' più appunto lo strumento più che l'arrangiamento, la canzone, no? A livello di strumento sperimentiamo. Che cazzo ha mai dato fuoco a una chitarra sul palco? Ah, beh, Lo faccio io. la faccio. No, No, ha mai fatto qualcuno prima di lui, no? Non penso, probabile. non penso. Sai, Probabile. in qualche cena qualcuno mi Qualche puntino all'onda. E lui ha detto, ma sai che lo faccio sul palco? Perché a Londra, secondo me pure a Berghi. Guarda, un mio amico un giorno un mio amico una volta era arrabbiato alla fine di una cena, un falò in spiaggia, ha dato fuoco alla chitarra, Ah, quindi beh. non c'era credo che stia niente pensando a di Jimmy diabolico. Hendrix. Esatto. Quindi Hendrix, stessa cosa, ha detto, ma oggi sono arrabbiato. Vaffanculo. Eh, Come te batti? Ma quindi la storia che a una certa Jimi Hendrix disse c'è Eric Clapton tra il pubblico per accordare sta cazzo di chitarra non è vera. Non lo sapete. Boh, non lo so, però loro C'è sta erano in storia. realtà inizialmente un po' rivali. Poi Sì, perché Eric erano- Clapton io sapevo la storia appunto che era andato a vedere Jimi Hendrix e si era messo le mani nei capelli. No, Eric Clapton. Jimi Hendrix Era il partecipò insomma a un loro live. Ok. C'erano i Cream che erano penso ok. il gruppo più Aveva aperto. famoso dell'epoca. E lui partecipò. Cioè, come lui uno artista, dell'epoca. uno dei più pubblico? grandi comunque. Cream, minchia, come, beh. come diciamo gruppo rock degli anni 60, fine Sì, 60, vabbè, eccetera, eccetera. Insomma, il manager degli Animals portò Jimi Hendrix a Londra perché comunque, Jimi Hendrix voleva vedere il trio di Eric Clapton e niente, suonarono assieme, cioè da quel che ho letto, che ho Sì, potuto studiare, insomma. Eric Clapton non l'ha preso tanto bene perché comunque era lui il leader, lui era Dio a Londra, cioè, quindi arriva uno, cazzo, Gli toglie la scena. dall'America, non è che l'ha presa tanto bene. Insomma, Eric, lo fece suonare proprio con loro in un concerto dei Cream. Ok. Addirittura. E poi Cioè non ad apertura, Non ad proprio apertura, in- proprio insieme no, ai Cream, e poi sul momento, sul loro lui concerto. non aveva neanche gruppo, penso che sia documentato anche nel film di Hendrix. Cioè il film che ho, quello l'ultimo recente, Sì,
Che però viene, cioè a me non mi è piaciuto molto. Vabbè, lo descrivono in una capito, maniera un po' di... capito, sembra un poveraccio molto spesso, non Però- credo che Hendrix fosse così. A volte sembra quasi tipo analfabeta, cioè io l'ho visto in inglese, ovviamente, Sì, sì, originale. Non mi è piaciuto, devo essere Però sincero. comunque da lì in poi ho potuto studiare, poi non ero presente in No, quegli no, anni. beh, quello che Magari- sai, Però, ma sicuramente più di me. Oh. Proprio per dipingerlo come quell'artista più istinto che metodo che dicevi tu, no? però Magari. comunque Però- so che c'era tanta stima tra i Però due. dobbiamo certo, fare al certo. contrario di Clapton. Dobbiamo fare, anziché slow hand, dobbiamo andare fast. Cosa vuol dire? Cosa avrà voluto dire? E poi slow hand non perché lui fosse lento. Io non so per quale motivo gli avessero dato questo. Non Beh, magari so andava dire, però... contro- Quindi Slow Hand era il soprannome di Eric Clapton. Sì. Sì, Davvero? però non so, non è perché Il fosse motivo. lento di certo. Non mi perché- sembra proprio, però. No, No, soprattutto a 22-23 anni. Comunque. Cioè, minchia. Beh, lui in che anni è diventato famoso? 70? 60. 60, no? Fine 60, direi. Fine 60. Sì. 68, stavano... sì, sì. Sì, sì, sì. Beh, ragazzi, con Hendrix e Eric Clapton credo che possiamo concludere. Ok. Peppe, Grazie per questa grazie mille bellissima e buona esperienza. fortuna per il Mix Noise. Grazie a E tutti. complimenti anche perché comunque rimanere in Sardegna, fare musica in Sardegna come Alen, come speriamo fare a Masala prossimamente, è davvero sia stimolante e sia un qualcosa di me, secondo me quasi ancestrale. Nel senso che la Sardegna è estremamente particolare, scegliere di rimanere e comunque voler fare le cose che ti piacciono e farle in Sardegna ha un gusto particolare. Quindi a prescindere, complimenti e auguri per tutto, per tutte le cose che potrei fare Altrettanto poi per prossimamente. questa... Ah, ma tanto ci rivedremo, Giuseppe. Vabbè. Un'altra Per questa puntata la faremo esperienza sicuro. che Un'altra avete puntata iniziato ce la- tutto, ci quindi devi stare per tanta forza. stima anche da parte Grazie, mia, grazie mille. Al pubblico del Sardegna Music Podcast salutiamo, noi adesso faremo una braciolata, cominceremo a mangiarci un po' di salsiccia, un po' di Sì, roba. pranzo che ancora. Grazie davvero a Alen, grazie a Giuseppe, grazie a Gianmarco, Grazie a Emiliano Paris Sì. vabbè io, e alla Questo regia Giulia. a Regia e a Ciccio. E a Gigi. Direi. Arrivederci. Ciao ciao.